Non ditemi che non vi ho svegliato bene anche questa mattina. Chi era addormentato penso si sia veramente svegliato con questi balli e queste musiche che veramente ti fanno vibrare. Perché questa mattina abbiamo ospiti graditissimi, Gianni Marini, Presidente Buongiorno. Pastoria Borgofuro, eccolo qua, Ciao. assieme a Veronica Bernardin. Guardate Buongiorno. che bella che è Veronica, guardatela, è bellissima ma è anche bravissima, è uscita con un 10, è stata premiata anche dal sindaco. Quanto importante è la scuola? Anche con tutti i problemi, naturalmente, i sacrifici, perché costa anche sacrificio fare queste cose, però sei riuscita a mettere assieme le due cose. È la passione, la voglia di socializzare. Cos'è che ti ha spinto a fare le due cose e farle bene tutte e due, Veronica? La passione, la costanza e la voglia di fare. Ma c'è la famiglia sotto? Sì, mi appoggio in tutto quello che faccio. E anche loro partecipano alla pastoria del Certo, Borgofuro? siamo tutti e quattro dentro al gruppo. Perciò hai due genitori e anche un fratello, una sorella? Una sorella più grande. Hai capito. Gianni Marini, intanto grazie di essere qui, soprattutto come si riesce a coinvolgere i giovani. Per coinvolgere i bambini bisogna iniziare da piccoli, ma sono i genitori, l'importanza del genitore. Tu ne hai anche parecchi, poi vedremo dei video bellissimi, però saluto anche il sindaco Mattia Perencin, sindaco di Fara di Soligo. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ospiti. Magari il prossimo anno si arriva anche con la pastoria a Fara di Soligo con il sindaco Perencin. Ha visto che belli? Ho visto. Allora, Presidente, per coinvolgere, quanto impegno, soprattutto però i genitori, se sono coinvolti, automaticamente poi coinvolgono i figli e diventa la famiglia coinvolta. Prego Gianni. Intanto grazie per avermi invitato, perché praticamente la famiglia ha portato è importantissima. A Veronica per esempio è venuta che aveva 8 anni Veronica. E dopo i genitori la seguivano e l'ha portata, quindi è stato subito un incentivo e si è innamorato i genitori dopo del gruppo, grazie a Veronica che era venuta per prima, dopo di lei è venuta anche sua sorella, quindi tutta questa bella famiglia che partecipa al gruppo è una roba importantissima, perché adesso superiamo anche qualche difficoltà quando c'è bisogno le persone, arriva, quindi è bello. A Veronica l'ho portata qua perché oltre che è bella è anche brava. Bisogna premiarle chi che sei bravo, vero Gianni? Sì. Bisogna premiare. Veronica arrossisce, ma è l'età, è anche giusto, però giustamente io sono convinta che quando sono bravi, cosa dice il sindaco Perencin, bisogna anche premiare questi ragazzi che siamo stanchi di esempi negativi. Questa mattina abbiamo degli esempi positivi in tutti i sensi, perché Veronica vuol dire anche una famiglia seria, una famiglia impegnata. Prego sindaco. Sì, intanto complimenti, perché io faccio sempre 1000 complimenti a chi fa del volontariato, perché fare volontariato al giorno d'oggi è sempre molto più difficile, e trovare gente che si impegna, soprattutto se sono dei giovani, gli fa veramente onore, perché poi alla fine siamo sicuri che se ci sono anche i giovani portano avanti poi anche quelle che sono le tradizioni, ma quelli che sono anche questo tipo di manifestazioni, quindi benvengano i giovani, benvengano queste associazioni che gli danno anche lo spazio, perché non è così scontato, quindi questo è sicuramente importante. Se poi alle spalle, come ha detto poco fa la ragazza, c'è anche la famiglia che la sostiene, questo tanto meglio, perché avere la fortuna di avere la famiglia alle spalle che la sostiene anche in queste cose sicuramente è una buona crescita anche sotto il punto di vista sociale e culturale, quindi complimenti a chi fa del volontariato e soprattutto i giovani che si impegnano in questa direzione. Guarda, io abbiamo appena concluso qui a Fara di Soligo i tornei delle contrade su Col San Martino, con le contrade del paese che si sono sfidate, e c'erano veramente tantissimi giovani, così come anche nelle varie manifestazioni delle Pro Loco. Anche qui c'è un parterre di ragazzi dai 14 ai 25 anni. Per fortuna sindaco che ha detto ieri che non aveva nessun video da mandarmi, no, per fortuna dico, no, per fortuna Perencin. Allora andiamo a vedere questo video invece di Gianni Marini sotto la loggia dei Cavalieri, per far capire anche l'importanza di far vedere quello che si fa. Andiamo a vedere.
13ª edizione di Sile Folk, il festival trevigiano del folklore, già entrata nel vivo con le 2 serate a Canizzano e Quinto e l'esibizione alla Loggia dei Cavalieri per l'apertura ufficiale. Gruppi da Venezuela, Spagna, Polonia, Portogallo, per l'Italia protagonista la Pastoria del Borgofuro. È la nostra seconda volta a Treviso, c'eravamo già stati 12 anni fa ed è certamente un piacere tornare. Gente muy hospitalaria, muy carismatica, allegre. Sono gruppi che arrivano anche dal Venezuela, dalla Spagna, gruppi meravigliosi, li ho già visti esibirsi e questa sera in Piazza Domoro, fronte Piazza dei Signori, sarà l'esibizione e ci saranno delle piccole novità. Ecco, piccole perché sono bambini piccoli, sono bambini vestiti con i nostri costumi della pastoria, con un nostro ballo di repertorio. Stasera dunque sarà il centro storico di Treviso ad accogliere balli e musica dalle 20:15 con la sfilata da Piazza Duomo a Piazza Aldomoro. Domani dalle 10 di nuovo a Canizzano per la partecipazione alla messa di tutti i gruppi in costume tradizionale. La sera appuntamento in Piazza Caduti a Mogliano per lo spettacolo di Venezuela, Spagna e Polonia. Martedì di nuovo alla Loggia dei Cavalieri per la conferenza Sile Folk per UNESCO. La sera spettacolo in Piazza Pio X a Casier e gran finale mercoledì invece in Piazza Umberto I a Zero Branco. Bravi. Perché voi guardate queste bellissime immagini, questi balli, queste musiche, ma il dietro, Gianni, il lavoro che c'è a monte, perché dormire, mangiare, preparare, sembra facile a guardare, a mirare, ma poi alla fine c'è un lavoro enorme. Ma quanta passione gatto, Gianni, per fare sta roba, eh? Ma quanta passione? Passione, ma così anche vedo un crescendo di persone che aiuta, cioè praticamente dagli alpini a volontari e via, e saremo stati una sessantina quando abbiamo allestito i letti, perché noi praticamente tiriamo fuori i banchi dalle scuole, il terzo circo mi dà due plessi scolastici, perché che vuole dolci, che vuole tutte queste robe, e dopo mettiamo dentro i letti e praticamente bisogna portarli su fisicamente, se letti pesantini anche, allestiamo sta roba qua e dopo che le cucine, ogni giorno da colazione, mezzogiorno e sera. Cioè mi va alberghi 5 stelle, che avevo capito come che funziona quando che vedesti spettacoli qua. E c'è un lavoro impegnativo anche perché bisognerebbe avere un supporto economico molto importante per portarli sui alberghi. Sai che qualche d'uno si sveglia perché siete tutti bravi a dire bravi, ma che vuol dire anche qualcos'altro. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao! Buongiorno! E qui ha proprio due persone che speciali. La persona anziana ha voglia di trasmettere quello che sa, quello che ha dentro di lui e farlo capire ai giovani. E vuole lasciare, questo è bravo, perché gli lascia qualcosa ai giovani, e gli lascia le tradizioni nostre di 80 anni fa in lì a perdere. Se gli insegna. E questa gente qua, e dovrebbe essere aiutata dai comuni, ma aiutata non poco, aiutata che va avanti per questa strada, perché i fiori che vengono da domani possono sapere cose che facevi invece a età sua. È importante perché sono le radici degli altri veneti, chi più chi meno su tutti i paesetti. Ieri che ti ha fatto vedere a Malgamure, in Malgamure sono di casa, ho fatto una festa di pesce che era 150 persone da Elido, in Malgamure, va bene? E se che mi non ho messo perché non ho la patente, gliene ho 3 di barca, macchina non gliene ho, bisogna che mi portare gli altri, se no che portaria Nisoli in Malgamure a fare una bella festa e chi fiori imparasse a vedere perché era 150 mucche Elido, poi che uno di 5 e pecore. È importante perché è grappa, è molto bello, è di sì, è un bosco, un polmone di verde veneto. Bisogna aiutare, perché qui del grappa bisogna aiutarli perché mi dà acqua. Adesso che lascerà anche una strada, perché cascare una frana, a sta gente qua, i magari, che fanno la vita da cani, bisogna dargli una mano. E queste persone qua, e il nostro Veneto resterà sempre, però bisogna aiutarli, non con la bocca, con i fatti. Caro, che non mi ricordo come cagà. Gianni, Veronica. Bravi, forza avanti per la nostra strada, che andrà sempre bene. Ciao Mirella
e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie al nostro Renato. Allora, sindaco, questo dimostra che la gente a casa ha il buon senso, perché se è vero appacca sua spalla, se è vero che sei bravi, però dopo, visto le radici, secondo me è proprio facile riempirsi la bocca, che bravi, le nostre radici, la nostra storia. Poteva domandare dos che non nega mai, specialmente i sindaci che sono sempre con coperta corta. Cosa pensa invece proprio di sostenere le radici del territorio, che sono anche queste? Prego, sindaco. Microfono. Ce l'ho, Ok, perfetto. Ce l'ho. È attivo. Sì, i sindaci hanno sempre la coperta corta e questo è vero. Siamo in attesa di capire quelli che sono i nuovi tagli che ci daranno, e quindi anche lì siamo parecchio preoccupati. Sull'aspetto del sostegno delle nostre tradizioni, io penso che insomma come amministrazioni non ci siamo mai tirati indietro nell'essere presenti e aiutare queste manifestazioni, questi gruppi e queste persone, perché, ripeto, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, del nostro percorso e delle nostre origini, quindi le amministrazioni ci sono sempre state. Su questo penso che si contino nelle dita di una mano. Probabilmente chi ha detto di no, è chiaro che tutti passano per i comuni, quindi tutti vengono dai sindaci. I sindaci, noi non abbiamo la bacchetta magica e spesso e volentieri dobbiamo fare anche delle scelte, però io ho visto anche con le associazioni del mio paese, per quanto riguarda il supporto, gli aiuti, non li abbiamo mai fatti mancare, perché sappiamo perfettamente che se mancano poi anche queste associazioni, questi gruppi, si va a perdere non solo un patrimonio storico-culturale, ma anche un tessuto sociale importante. Quindi da parte dei comuni sono sicuro che c'è sempre stata e sempre ci sarà la disponibilità. È chiaro che anche noi non si può sempre pensare di pensare che il sindaco possa risolvere tutto e tutti, perché spesso e volentieri anche solo nell'aiuto con la burocrazia, che sta anche uccidendo le associazioni, i comuni stanno facendo la loro parte per supportarli. Quindi io ripeto, ben vengano i giovani che vengono avanti, quindi significa che c'è anche una volontà di continuare in questa direzione, e è bene che ci sia anche chi ha la voglia, come il signor Gianni, di trasmettere anche ai ragazzi quella che è stata e quella che è, diciamo, la nostra identità. Però voi avete un'arma molto importante, che sono gli imprenditori, e fortunatamente nel nostro territorio non mancano. Io da settimane dico magari un yacht in meno, un palazzo in meno, e magari aiutare chi che ha bisogno e supportare anche i sindaci per tenere in piedi le manifestazioni non sarebbe male, perché veramente abbiamo la fortuna di avere molti imprenditori, e sono convinta che se i sindaci chiamano, molti di loro, ma non tutti, perché magari qualcuno ascolta ma non li sente bene, ecco, non partecipa, però avete l'arma dei cittadini che sono con voi quando fate le manifestazioni. Ecco, cosa pensi tu, Veronica? L'importanza anche di far capire che bisogna anche supportarvi? Perché per fare questo, vestiti belli, puliti, tutto bello, però c'è anche un costo. Ecco, cosa vorresti dire al sindaco? Che è giusto supportarci, perché non è una cosa che fanno tutti i giovani, non è una cosa normale nella gioventù di oggi, viene vista anche, diciamo, come una cosa strana, e infatti è giusto supportare quelli che lo fanno con piacere e gioia e non come una cosa obbligata da qualcun altro. Ma quando tu parli con i tuoi amici, con le tue amiche, cosa dicono di questa passione che hai? Riesci a coinvolgerli oppure fanno fatica? Ecco, e secondo te forse anche perché non hanno iniziato da piccoli? Cosa ti dicono, Veronica? Non viene tanto capita come cosa, viene presa in considerazione come una cosa strana e non normale nella gioventù di oggi. Ti guardano un po', diciamo, con stranezza. Specialmente quando vi vestite così, vero? Sì. Eppure quando andiamo in Alto Adige noi vediamo che il discorso cambia, c'è molta partecipazione, ma anche al sud. Qua da noi altri, tradizione, radise, ma dopo che te metti un cappello in testa, prima roba ci giocava via perché si vergogna. Eppure è nata qua sta roba qua. Gianni, cosa dito? Come mai? Sti giovani fa fatica qua da noi altri a vestirsi, a prepararsi, anche a partecipare a sti eventi? Per cominciare dal dialetto, per esempio, chi c'è che lo parla altro?
Io dico, a me ne ho detti, dico parla in dialetto, ma non mi capiscono dopo i miei amici, santo cielo, bisogna che cominciamo anche a insegnare queste robe. Mirella però sto anno che mi ho avuto soddisfazione, che mi ho avuto i nostri bambini della scuola di infanzia che a vestire in costume un bel baretto nostro che abbiamo insegnato. E dopo 110 bambini delle scuole, diciamo, delle scuole elementari, che anche a Veronica che ha insegnato, ce ne avanti da ottobre dell'anno scorso fino al saggio di giugno di questo anno. Quindi chissà che, non dico tutti, ma un pochi, qualcosa che abbia imparato da quello che può essere tradizione. A son de fargene, ma chissà che robe penetre. Ecco. Andiamo a vedere questo bellissimo canto fuori di questa chiesa, a Canizzano penso che siamo, poi Gianni ci spiegherà. Andiamo a vedere. Allora, Sindaco Perenzin, come ha sentito anche Veronica, bisogna supportare, forse bisognerebbe iniziare già all'asilo, iniziare a fare questi canti, questi balli e poi un po' alla volta increscendo. Cosa dice Sindaco? Sì, sicuramente, mi sentite? Sì. Sì, sicuramente è importante, come si diceva, iniziare fin dall'età dei giovanissimi, quindi dalle scuole dell'infanzia. Prima, mentre stavate parlando, tu dicevi appunto del lavoro che c'è anche nel realizzare quei costumi, mi è venuto in mente quello che è un po' successo a noi lo scorso anno. Noi avevamo un gruppo di ragazzi dai 15-16 ai 25 anni che da qualche tempo si trovavano per organizzare i carri mascherati e quindi il carro mascherato. Bene, gli abbiamo dato un supporto e quindi siamo riusciti ad organizzare come primo anno la sfilata di Carnevale e quest'anno come primo anno hanno raggiunto i più di 90 figuranti, coinvolgendo poi anche le 3 scuole dell'infanzia del paese, oltre che le scuole primarie, e abbiamo portato la prima sfilata dei carri mascherati qui in paese con una decina di carri. Devo dire che la partecipazione c'è stata ed è stata in massa e probabilmente avranno, tra virgolette, qualche problema nel gestirla il prossimo anno perché moltissimi hanno apprezzato questa cosa e vogliono partecipare. Abbiamo poi dato proprio quell'impronta di voler coinvolgere le scuole, quindi le scuole dell'infanzia, perché se si riesce, se si parte con questi ragazzini, gli si fa anche prendere contezza di quello che si vuole andare a fare, di quello che significa anche mettersi un costume, che può essere un costume storico come un costume da carnevale, ma diciamo si vanno ad avviare dei percorsi per la quale anche questi ragazzini un domani possono entrare all'interno delle associazioni, che non devono essere per forza le associazioni delle Pro Loco, ma possono essere anche le associazioni sportive e poter quindi partecipare alla vita sociale e associativa del paese. Quindi il lavoro so che viene fatto, perché anche gli stessi alpini ogni anno fanno delle progettualità all'interno delle scuole per far conoscere anche la storia del corpo, ma di quello che è stato anche durante le 2 guerre mondiali. Quindi è fondamentale fin da piccini cercare di avvicinarli a quella che poi, ripeto, è un po' la nostra storia, quello che è stato il nostro passato, ma quello che sarà anche comunque il nostro futuro, perché se vogliamo continuare, come ho detto prima, nel tenere in piedi e portare avanti manifestazioni o eventi è sicuramente importante, però deve esserci una continuità e loro sono di fatto la nostra continuità, quindi è sicuramente importante partire dalle scuole dell'infanzia piuttosto che dalle scuole primarie.
Sentiamo come commenta anche Veronica Bernardini le parole del sindaco, l'importanza di iniziare da piccoli, di farli partecipare. Sei d'accordo, Veronica? Sì, è importante perché imparano subito a capire cos'è questa cosa e imparano le loro tradizioni, iniziano a conoscerle, a capire da dove vengono, da dove sono nati, da dove provengono i loro nonni. Infatti quando abbiamo insegnato a ballare ai bambini delle elementari è Mi stato... dispiace non avere il video, ma ve lo faccio in qualche maniera, dovremo trovarlo. Prego, non stamattina. È stato molto bello vederli ballare e soprattutto insegnare ad altri bambini una propria passione. Ascolta, secondo te questi bambini riescono a capire l'importanza del momento che poi si esibiranno? Cioè, vedi l'impegno quando tu insegni? Si impegnano o sono distratti? Vabbè, allora è giusto avere il momento di pausa, perché è giusto, però si impegnano, sono bravi, ti ascoltano e vedono che comunque tu ci metti passione in quello che fai. Ecco, sono più bravi di quello che pensiamo, sì, vero Veronica? Sì, che sono bravi i bambini, io lo dico molto. sempre. Ecco, forse se riuscissimo a capire e soprattutto ad ascoltarli un po' di più, forse riusciremo ad avere anche meno monelli, diciamo così, bulletti, che mi fa così ridere sta roba qua. Io ho 14 anni e hai forze dell'ordine in pugno, sindaco, i sindaci in pugno, ma si è permessa sta roba qua? Ecco, forse anche qua bisognerebbe lavorare in maniera diversa, non solo magari a portare la borsa o fare la borsa della spesa o accompagnare il nonnetto, ma rivestirli e iniziare a fargli fare un po' dei balletti, vestiti come si deve, così si muovono e fa anche bene. Perché mi pare che siamo molto morbidi con questi ragazzi e loro lo sanno, loro vogliono emozioni forti, perfetto, gliene diamo finché vogliono. Prego, sindaco. Ma io se ti dico quello che penso potrei essere censurato, nel senso che è una delle cose che non riesco a concepire e che non riesco a comprendere la questione di questi fenomeni del bullismo. Ho visto anche ieri sera dei servizi al TG, ragazzini di 14-15 anni che così per sport, diciamo così, per noia fanno delle risse o prendono a pugni la gente. Bene, io sarei ben più drastico perché li metterei a pala e picco, perché non è concepibile, non è un atteggiamento corretto e purtroppo abbiamo una normativa che non dà delle pene esemplari, perché non possiamo pensare che questi siano liberi di tenere in pugno un paese o dei paesi facendo delle scorribande e facendo prendere paura ad altri ragazzini, ma anche a persone ben più adulte, perché è in mano a questa gente che di fatto, se non vengono recuperati fin da subito, sono purtroppo i delinquenti del futuro. Questa è una piaga e un dramma della società, perché comunque non passa giorno che non si senta che succede questo e ripeto, io sarei molto molto drastico, però se dico quello che penso veramente potrei essere davvero censurato, perché è una delle cose che non concepisco. Sai quante volte, allora, nel mio comune non abbiamo ancora per fortuna situazioni gravi di questo tipo, però mi è capitato anche recentemente di affrontare dei ragazzini che magari al parco pubblico hanno divelto dei cartelli solamente così per fare la bravata. Sai con che arroganza questi ragazzini di 14-15 anni affrontano anche il sindaco minacciandolo o comunque cercando di creare quasi il battibecco per poi chissà cosa andare magari oltre. Ecco, questa è una delle cose che io non concepisco, infatti spesso e volentieri chiedo i nomi e cognomi e li minaccio io di portarli in caserma o di convocare i genitori in municipio, perché magari i genitori a casa non sanno neanche bene cosa fanno i loro figli fuori. Ecco, su questo tema io sono molto molto arrabbiato perché ripeto, e non voglio dilungarmi su questo, è una delle cose che non riesco proprio a concepire, perché per quanta attività si possa fare all'interno delle scuole
per quanta educazione civica venga anche svolta durante gli orari scolastici, forse è sempre un po' troppo poco. E io questi ragazzi li porterei in qualche casa di riposo, li porterei in qualche centro di disabili, per fargli vedere qual è la vita, cosa succede, come ci si comporta nei confronti del prossimo, di chi ha bisogno. No, non sono mica d'accordo, Sindaco. Io li farei lavorare al mattino, al pomeriggio sport, ma sport di quello duro, poi voglio vedere se ha ancora tanta voglia di fare i bulletti. Ma qua gli anziani, ma Sindaco, Sindaco, ma assolutamente no, te vedi l'anziano da una parte e io con il telefonino da un'altra, ma Sindaco, basta questa storia, facciamo lavorare Sindaco e sport. Prima lavoro, pomeriggio sport, tutti i giorni. Sai qual è il problema? Che ti ho detto prima nella mia premessa, che se ti avessi detto veramente quello che penso mi avrebbero censurato. Ma scusa qua, ma non questo è censurare. Allora, sì, al mattino si fanno lavorare dalle 8 all'1, no? Mezzogiorno, dalle 8 all'1. Pausa pranzo, vediamo se Veronica è d'accordo. Dalle 14:30, 15 fino alle 18, 19 sport. Di tutti i tipi, scelgano loro, però sport. Voglio vedere se così dopo tanta forza. Cosa pensi, Veronica, della proposta di Mirella? No, è giusto. È giusto? È giusto, sì. Gianni? Insomma, te trovi proprio d'accordo qua. Basta con questi nonetti che trovo nonna da una parte e io col telefonino dall'altra, ma non esiste, Sindaco. Dobbiamo, vogliono emozioni forti, gliene diamo finché vogliono, anche legalmente, perché penso che fare lavori utili non sia una tragedia. Fare sport penso sia la cosa più bella del mondo, visto che ha tutta sta energia, la tireremo fuori nella maniera giusta, perché nessuno vuole fare questo. Io non riesco a capire tutti quanti con sta borsa di spesa, col nonetto da portaspasso e per neanche vero e ora arrivare a Tise quello che va in cerca. Cosa dici, Veronica? Sbaglio? No, è giusto, è vero. Quel papà che mi ha chiamato, sa Sindaco che mi ha chiamato un papà e ha detto mio figlio si è comportato male, naturalmente gli arresti domiciliari. E sei sul divano con le gambe per aria, ma questa è una roba normale? Ma cosa fai a casa sul divano? Non lo trovo, il genitore, Sindaco in diretta, ha chiamato. Allora, Gianni, cosa vuoi dire? Quanto difficile è veramente fare i genitori, oppure se hai le idee chiare non è proprio così difficile? Ma sarà perché mi vengo da una volta che prima che era al lavoro, dopo che era a scuola, mi ricordo, per carità del Signore, mio papà mi portava alle 3 di mattina al mercato per vedere le bestiame, perché mio papà aveva bestie, aveva roba, e dopo che veniva a casa alle 8 mi mandava a scuola. E dopo pranzo, quando che tempo libero, aiutavo io, facevo le lezioni e avanti così. Mirella dopo che c'è un'altra roba. A un certo momento che erano anche i militari, non c'era che drissava sta gente. Adesso è tutto quanto libero, qui aveva 18 anni, 20, andava dentro. Sono a caserma, il manco gli insegnava a creanza, adesso non vede più niente, non vede più rispetto per nessuno. Mi sono da scuola, sono un istituto, non posso fare il nome, ma comunque dei preti. In mega drissà, santo cielo, era 3 ficciaie. Una raduneve, seconda che non voglio sentire nessuno e a terza dentro in classe a parlare. Se era qualcuno, non ti dico cosa che gli faceva. E così te volevo, no, per copare la gente, per insegnare a creanza da dove chi arriva, ma scherziamo. Veronica, quanto importanti sono le regole per un ragazzo? È vero che danno così fastidio, oppure avete anche piacere di avere le regole? Tu con i tuoi genitori parlate di questo, si spiega il perché devi comportarti così, l'orario di rientrare? Ecco, cosa mi dici, Veronica? No. I tuoi amici e le tue amiche, com'è la situazione? Allora, io personalmente non ho genitori molto rigidi, no? Sono genitori che comunque mi appoggiano, mi lasciano fare molte cose, mi sostengono, però è comunque giusto avere delle regole da rispettare, perché in questa vita non possiamo fare tutto quello che vogliamo, se no non ci sarebbe... Cioè rientro, ad esempio, hai un'ora per il rientro? Sì, se mi dicono devi entrare rientrare alle 11, rientro alle 11. Cioè non vado a chiedergli di posticipare, perché comunque godo della loro fiducia. E quindi perciò le regole non è che diano tutto questo fastidio? No, secondo me no. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche a tutti gli ospiti. Buongiorno. Una volta, parlo degli anni 70-80, c'erano anche i garzoni. Garzoni cos'è che era? Bambini, ragazzi che
non potevano studiare o non avevano voglia di studiare e andavano a fare i garzoni nei negozi di salumeria, panifici. Certi garzoni che hanno iniziato a lavorare a 9-10 anni sono diventati imprenditori. Ora la domanda è: per quale motivo che tu adesso al giorno d'oggi devi studiare per forza? Ma per forza non bisogna fare niente, per forza si va solo in bagno. Ma io dico una cosa, ma l'insegnamento dei nostri genitori, nonni, non vale niente. Cioè, noi guardiamo il livello della politica, il livello della politica è zero. Se voi pensate che una signora che insegnava a scuola è andata a bastonare delle persone in Ungheria e adesso è onorevole in Parlamento europeo, questo è il nostro livello della politica. Ma dove vogliamo andare? Ma io dico una cosa, ma certe regole hanno da partire dall'alto. Ma tu non puoi andare a bastonare delle persone e ti trovi in Parlamento a 10, 15, 20, 30 mila euro al mese, tutta spesata dal dentista, dai viaggi. Ma questa qua è la politica italiana. Cioè, e noi ci accontentiamo, noi giriamo coi cosi, coi monopattini, che bello. Ci regalano i monopattini, e la gente è contenta. Ma perché non ci svegliamo? Ma noi parliamo sempre dei diritti dei giovani, ma i giovani sono i nostri giudici, sanno che in Italia siamo un popolo di terzo mondo e questi giovani lo sanno e non c'è più rispetto agli anziani, perché noi anziani lasciamo ai nostri giovani una società che fa pena. Mi scusa ancora, ma è il mio pensiero. Abbiamo sentito la riflessione di Antonio da Padova. Come la commenti, Buongiorno, Veronica? grazie. Antonio che dice non c'è più rispetto, ecco, e specialmente per i diversamente giovani, come li chiama Mirella, anche come certe figure non vanno bene. Tu come commenti queste? Secondo te è vero che non c'è rispetto oppure dobbiamo sempre cercare di individuare da che parte sta il non rispetto, che alla fine sono pochi rispetto a quelli che si comportano bene, a mio avviso? Tu cosa dici, Veronica? Allora, secondo me ci sono giovani e giovani, perché ci sono giovani che rispettano le persone più anziane, quelle a cui non importa niente, però secondo me è giusto rispettarle perché dobbiamo imparare da loro, perché alla fine noi proveniamo da loro, dalle nostre tradizioni, ed è giusto portare rispetto, perché comunque sono anche più vecchi di noi. Secondo te, tu vai a scuola, perciò frequenti proprio questo mondo, come sono i ragazzi e le ragazze? Come li vedi tu proprio dal tuo osservatorio speciale? Sono diversi secondo me, perché non c'è più il rispetto, non vedono più i professori come una persona più alta di loro. Ma sono tanti o pochi rispetto a quelli che si comportano bene, rispetto a quelli che si comportano male? Tu come vedi? Dipende da classe a classe secondo me. O da scuola a scuola? Anche da scuola a scuola. Sindaco, come commenta? Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Veronica, nel senso che ci sono tanti ragazzi per bene, tanti ragazzi che rispettano, che hanno il senso civico, e dopo è chiaro che nel gruppo c'è sempre qualcuno che purtroppo non si comporta come dovrebbe comportarsi. È vero, ma questo non lo noto solamente nei giovani ma anche negli adulti, che diciamo non c'è più rispetto, punto. Non dei giovani nei confronti degli anziani, ma non c'è più rispetto in generale, o meglio c'è molto meno rispetto a un tempo. Quindi i ragazzi di adesso sono dei ragazzi comunque che per certi aspetti sono molto svegli. Io ce li ho alle scuole medie insegnandoci là e devo dire che insomma sono dei ragazzi svegli. Dall'altro lato è ovvio che si sa che nel gruppo c'è sempre chi invece è un po' più diciamo così maleducato rispetto a qualcun altro. Non andrei però a fare di tutta l'erba un fascio, perché non sarebbe giusto e non sarebbe corretto. Sulla questione del rispetto, come dicevo prima, il rispetto manca a 360 gradi. Io lo vedo anche nel ruolo che ricopro e non solo, quindi non andrei ad incolpare solamente una classe, quindi una generazione, ma la guarderei a 360 gradi.
Senta Sindaco, visto che lei insegna, com'è il ruolo insegnante e ragazzo e genitore? Perché delle volte mi sembra che questi ragazzi si comportino anche così perché tanto sanno che poi il genitore li difenderà. Io ho avuto un sindaco recentemente, non mi ricordo, un sindaco anche del territorio qui vicino, dove ha detto che nonostante il filmato dove si vedeva che il figlio stava veramente facendo un imbrattamento, il genitore continuava a dire che non è mio figlio. Ma come non è tuo figlio? Cioè, viviamo su un paese, ci conosciamo tutti, no, non è mio figlio. Cioè, difendere l'indifendibile a volte. Ecco, perché noi incolpiamo il ragazzo, ma allora c'è un qualcosa, il primo anello, che è la famiglia. Perché se questa famiglia difende l'indifendibile, tanto mi dà tanto. Cosa dice il sindaco? Cioè, il ruolo del genitore quando si confronta con un insegnante? Allora, guardi, per quanto mi riguarda e quindi per la mia esperienza personale, io posso dire che solitamente se c'è stato qualche problema all'interno della classe con qualche studente, il genitore viene convocato e il genitore comprende e dopodiché ci pensa lui a casa con il figlio, e il figlio per certi aspetti mi è capitato che è ritornato a chiedermi scusa perché magari ha risposto, perché magari non si è comportato come doveva comportarsi. Dopodiché purtroppo non ti nascondo, parlando anche con altri colleghi o con le mie scuole qui del paese, capita che ci siano dei genitori che non vogliono vedere davanti all'evidenza, quindi nel momento in cui il figlio non si comporta correttamente tendono ancora a giustificarlo. Questo inizia ad essere anche un problema, però devo dire che i ragazzi, almeno per quanto riguarda quelli delle scuole primarie e delle scuole medie, riescono ancora ad avere quel rispetto e quella, passami il termine che poi non è magari il termine corretto, quella paura un po', quella suggezione un po' anche dell'insegnante, un po' perché ovviamente è più vecchio, un po' perché io gli dico sempre ai ragazzi: guardate che io ho già studiato, io ho già fatto il mio percorso, lo sto già facendo il mio percorso, io sono qua per spiegare e raccontare e far imparare a voi qualcosa, quindi se voi non imparate, se voi non avete voglia di ascoltare, rimarrete degli ignoranti e quindi dopodiché vedrete voi cosa far da grandi, per cui c'è ancora quel rispetto e quel del ruolo. È chiaro che il passaggio solitamente nel momento in cui il ragazzo può creare dei problemi o comunque non comportarsi correttamente, lo si fa col ragazzo ma lo si fa anche con il genitore, e io devo dire che con i genitori dei miei ragazzi mi sono sempre trovato in piena sintonia e loro hanno sempre compreso quella che poteva essere la difficoltà del momento e quindi avrebbero poi riorganizzato le idee a casa con il loro figlio. Però nonostante tutti questi esempi che facciamo vedere che bisogna comportarsi bene, le famiglie devono intervenire, un'altra scuola imbrattata a Vedelago proprio l'altro giorno. Andiamo a vedere. Atto vandalico nel weekend che ha visto nel mirino la scuola primaria Andrea Palladio di Fanzolo di Vedelago. Dei soggetti ancora non identificati hanno imbrattato la facciata, l'ingresso e le porte dell'edificio con molteplici schizzi di vernice rossa. Il sindaco Giuseppe Romano sottolinea la gravità di una tale azione ai danni di un bene pubblico, ma vuole comunque dare una possibilità agli autori, con molta probabilità giovanissimi. Invitiamo i responsabili a presentarsi spontaneamente. Siamo disponibili al dialogo e certamente assieme una soluzione troviamo. Diversamente procederemo con le denunce. Pulire il danno causato e scusarsi pubblicamente con la comunità sono gli inviti del sindaco agli autori ignoti. In caso contrario, con le forze dell'ordine già all'opera, i giovani rischiano di andare incontro a conseguenze ben più pesanti. Nonostante questo non sia il primo caso di atto vandalico ai danni di beni pubblici o privati del territorio, la speranza è che si tratti di una semplice bravata di un gruppo di ragazzi. Sia il dialogo per individuare eventuali disagi giovanili, ma tolleranza zero per tutti gli atti vandalici a danno del patrimonio comunale come scuole, cimiteri, monumenti e così via. A voi ogni commento, pubblicità.
quando ho iniziato 25 anni fa su questo territorio, quando la gente veniva in questo territorio a prendere le damigiane di vino, no? Bello, bellissimo, venivano dentro, gli facevano un sorriso, gli davano il formaggio, il salame o quant'altro, no? Ma poi prima andavano via, meglio era. Quanto è cambiata la mentalità sulle colline UNESCO? Ieri il turista era quasi un problema, oggi invece è e sarà sempre di più la soluzione per un futuro economicamente sostenibile per questi territori. E lo ha confermato anche la Notte Bianca del Gusto di sabato scorso all'interno della latteria di Soligo, con oltre 2000 partecipanti tra cittadini e turisti italiani dall'estero. Una manifestazione per esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche confermare il grande valore del fenomeno Prosecco che qui ha avuto origine, con l'abbinamento alla 10ª edizione Primavera del Conegliano Valdobbiadene, che ha assegnato la fascetta d'oro alla cantina Tomasi di Corbanese. Un premio per sottolineare un impegno costante, il commento del neopresidente del consorzio DOCG, Franco Adami. La bottiglia alla fine premiata stasera ha dietro di sé un lavoro incredibile, a volte poco conosciuto, a volte poco valorizzato, a volte sul quale noi potremmo parlare molto di più. Diversi gli spazi dove i convenuti hanno potuto gustare le eccellenze del territorio, a partire dallo spiedo, da sempre legato alla vallata del Soligo e gli alpini. Qui la casatella, il prosecco, lo spiedo è di casa, diciamo. Prodotti che sono diventati ambasciatori e motori di economia per questi territori, innanzitutto grazie al volontariato. Che ha permesso il successo oggi di questi prodotti e quindi la salvaguardia anche del territorio. Allora, Sindaco Perenzin, prima si parlava di imprenditori, questa è la dimostrazione quanto importante è investire nel territorio. Ecco, questa bellissima Notte Bianca del Gusto fatto su questa latteria che è proprio la radice del territorio. Il vino, Adami, un altro imprenditore importantissimo, Folador, Proloco, prego. Sì, qui abbiamo fatto ormai questa è una tradizione che viene portata avanti da diversi anni, la Notte Bianca del Gusto, quindi vengono messe insieme le eccellenze del territorio, in questo caso la latteria di Soligo, stiamo parlando di più di 140 anni di storia, una delle più vecchie, e la Primavera del Prosecco con la premiazione anche dei migliori vini che ci sono stati durante le 16 Primavera del Prosecco che si sono tenute nei comuni qui dell'area della DOCG. Questo è stato un evento importante, è un evento importante per il nostro territorio, perché come è stato anche detto poco fa, la latteria Soligo è stata forse quella che ha dato anche il via un po' alla viticoltura. Se pensiamo 140 anni fa, di sicuro non avevamo un patrimonio vitivinicolo di questo tipo, di questo livello, ma all'interno dei nostri boschi, dove adesso ci sono le rive, c'erano delle stalle con dei prati, e quindi la latteria ha dato veramente un sostegno importante anche a quello che poi è stato anche lo sviluppo economico di tutta questa zona. Devo dire che c'è un forte impegno sociale nei confronti della latteria, nei confronti insomma delle associazioni e dei comuni, perché comunque sono sempre molto presenti e sensibili su questo tema e come ho detto anch'io l'altra sera durante le premiazioni, credo che questo sia un territorio che se lavora insieme ed in squadra può fare veramente molto e fare dei passi da gigante, anche perché abbiamo avuto la fortuna di essere riconosciuti nel 2019 come patrimonio UNESCO e questo sta facendo sì che ci siano moltissimi turisti che continuano ad arrivare, e con tutto quello che porta poi anche il turismo, quindi anche il recupero dei centri storici, il recupero di vecchi fabbricati, di vecchie case, il fatto che si stanno aprendo o comunque si aprono anche delle attività ricettive, tutto l'aspetto dell'enogastronomia, perché anche questo è fondamentale. Insomma, è un volano importante sotto il punto di vista economico anche per tutte quelle che sono poi le competizioni anche sportive che si andranno a svolgere, che si sono svolte e che vedono in questo territorio come veramente un territorio che può dare molto. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo visto prima la scuola imbrattata, poi sentiremo anche il commento del sindaco, perché il sindaco ha fatto una cosa importante, il sindaco Mattia Perenzin, pietra, scuola, farra. Andiamo a vedere.
stata una giornata storica perché dopo moltissimi anni siamo riusciti a dare al via a questo importante cantiere. Posa della prima pietra a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, per la nuova scuola primaria che sorgerà proprio dove era collocata quella storica, costruita nel dopoguerra e inagibile dal 2017, anno dal quale i bambini fanno lezione nei container. La posa della prima pietra segna di fatto il compimento di una promessa. Era un grande impegno che mi ero preso fin dal primo giorno da sindaco con i miei studenti e questo l'ho portato a termine, nel senso che ormai stiamo andando avanti spediti con il cantiere e per la primavera del 2025 i ragazzi potranno entrare nel nuovo plesso di Col San Martino. L'opera è finanziata per 3 milioni e 100 da fondi del PNRR, la restante parte invece dal GSE e da fondi comunali. Ci saranno 8 aule con altrettante aule polivalenti che saranno poi utilizzate anche per altre attività come laboratori, corsi di informatica e così via. Un plesso modernissimo a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico, un momento storico per il paese e per i bambini che frequentano la scuola intitolata a Gianni Rodari. Ogni classe ha scritto un piccolo pensiero e l'ha posto all'interno del pozzetto che sarà appunto la posa della prima pietra, quindi una bella soddisfazione anche da questo punto di vista, anche perché i ragazzi sono loro i veri partecipi e hanno partecipato loro attivamente anche a questo momento. Partecipazione dei bambini che non finisce qui. Abbiamo lanciato questa proposta, cioè saranno proprio i ragazzi a scegliere il colore della nuova scuola. È un bel segnale anche questo di apertura e soprattutto di renderli partecipi a quella che, ripeto, è una delle opere più importanti che il Comune di Farra di Soligo ha realizzato in questi anni. Allora Veronica, tutto bello, tanti soldi, tanto impegno da parte del sindaco, nuova scuola, dopo arrivano questi bulletti e imbrattano tutto. Ma dopo chiedo scusa al sindaco. Scusa sindaco, scusa. Beh, vabbè, porta a spasso il nonnetto per 3 mesi, che così cambiamo. Secondo te, invece, questi gesti vanno puniti severamente? Sì, perché sennò continuano a farli. Cioè, perché loro non venendo puniti in modo giusto, corretto e severo, dicono sì, vabbè, lo faccio lo stesso perché non vengo punito. E quindi loro continuano ad andare avanti e non si fermano, soprattutto anche perché la famiglia dietro li appoggia, cioè non riconosce il fatto che loro hanno sbagliato, li protegge in tutto. Sentiamo il sindaco come commenta le parole di Veronica. Tanto impegno, sacrifici, soldi pubblici, dopo arriva questi 3-4 sgheretti, si dice Gianni, che non bisogna neanche buoni sta in piedi da soli. E imbratte, dopo va a domandare scusa al sindaco. No, te domandi scusa, obbligatorio, ma dopo te fa anche qualcos'altro di serio. Sindaco? Sì, soprattutto paghi anche i danni perché comunque con quello che cioè io sono dell'idea che nel momento in cui si va ad imbrattare del patrimonio pubblico, che sia una scuola, che sia un gioco, che sia quello che è, questo non si può pensare di risolverla con un grazie, sì, con uno scusi, grazie e tanti saluti, no, assolutamente, bisogna farli comprendere quello che hanno fatto e il gesto che è stato fatto, quindi non può risolvere con una bolla di sapone, anzi, quindi nessuna pietà, perché ripeto, chi va ad imbrattare il patrimonio pubblico è proprio patrimonio pubblico perché è di tutti, pagato da tutti, e quindi è giusto che ci siano delle pene esemplari, anche perché per evitare che ci possa essere qualche altro imbecille che li imita. Quindi questo sicuramente, io non avrei nessun tipo di remissione, nessun tipo di pietà nei confronti di questa gente. Ma anche ha sentito cosa ha detto Veronica? Basta con questo buonismo, perché sennò non ne andiamo fuori, cioè dovete ascoltare questi giovani, perché sono loro che vi danno il là per come muovervi. Avete sentito cosa ha detto? E Veronica è la voce di quei ragazzi che sarebbero anche stanchi di vedere queste cose, che sono i nostri ragazzi che si impegnano. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora, apro un piccolo detto che diceva sempre mia nonna quando ero piccolo. Allora, in dialetto diceva: se non te è l'educazione, non te è neanche religione. Ok? Ecco, allora cosa significa? Traduco per quelli che non capiscono: se non hai educazione non hai neanche religione, quindi non vai da nessuna parte. Era sottinteso questo discorso. Comunque, alla fine di tutto, mi voglio
appoggiare quello che ho visto prima sul filmato. Veloce Mirella. perché il sindaco deve andare via, Maurizio. Ok, ho visto praticamente i bulletti che hanno imbrattato i vari muri e cose e quant'altro. Allora, sindaco, non si può fare, mettere questi giovani in riga e farli raddrizzare, a parte che purtroppo non si può più, però fargli impittorire quello che loro hanno fatto, cioè il danno. Perfetto, hai spiegato, perché il sindaco deve proprio lasciarci. Io volevo anche vedere questa casa comunità a Farra, la facciamo vedere, il sindaco ce la fa? Sì, va bene, va bene. Allora, casa comunità Farra Perencin Benazzi, perché è importante vedere questa cosa, visto che ho avuto il direttore Benazzi proprio l'altro giorno che ha spiegato l'importanza delle case comunità. Andiamo a vedere, poi salutiamo il sindaco. Si dà il via ai lavori di questa importante struttura, stiamo parlando di 1500 metri quadri, un investimento con fondi regionali e con fondi del PNRR per oltre 2.300.000 euro. Posa simbolica della prima pietra della casa di comunità del quartier del Piave. Il cantiere interessa la struttura adiacente alla RSA Bombozzolla a Soligo. Lavori di ristrutturazione già cominciati che dovrebbero terminare tra circa un anno, quando è prevista l'inaugurazione. Si tratta di una struttura sanitaria di livello intermedio per garantire l'assistenza a un bacino di quasi 50.000 abitanti. A livello strategico, così come è posizionata, è fondamentale, perché qui stiamo parlando del centro di fatto, quindi anche a livello logistico, a livello di spazi, ma a livello anche di accessibilità e di viabilità è sicuramente un valore aggiunto. Lo specialista cardiologo, lo specialista pneumologo, ma poi avremo anche la possibilità di fare radiodiagnostica, avremo la possibilità di fare dei raggi alle persone e poi una serie di esami ematochimici, quindi avremo anche la possibilità di fare dall'emocromo per arrivare a qualsiasi altro esame. Quella del quartier del Piave è una delle 17 case di comunità che sorgeranno nel territorio trevigiano. Obiettivo: fornire assistenza ed essere un punto di riferimento di sanità territoriale. Una sanità a misura di cittadino adatta a trattare anche i disturbi cronici, riducendo così liste d'attesa e lunghi viaggi negli ospedali più vicini. Un polo strategico che mira ad accompagnare i pazienti in percorsi che vanno dalla cura alla prevenzione. L'idea è quella di essere qui, di ritrovarci qui a giugno per poterlo inaugurare, ovviamente con tutta una serie di nuovi servizi che andranno a beneficio dell'intera comunità. Allora, sindaco, tutto bello, basta trovare il personale, speriamo, perché visto i chiari di luna di medici, infermieri, OS, non è che siamo così tranquilli, belle le case di comunità, ma non riuscirò mai a vederle vuote perché non abbiamo il personale. Prego, sindaco, come ci saluta e cosa dice? Ma io dico che speriamo di vederla piena di personale, ovviamente, e su questo so che il direttore Benazzi se ne sta già occupando, anche perché avranno un ruolo fondamentale queste strutture per l'utenza, soprattutto per un'utenza, io parlo dell'area del quartiere del Piave e parte della Vallata, quindi stiamo parlando di oltre 40.000 persone e quindi mi auguro insomma che intanto i lavori proseguano come stanno proseguendo e che vengano terminati nei tempi giusti e poi ovviamente di vederla anche operativa. Nel frattempo io ti ringrazio per la disponibilità e per il tempo però devo salutare te e tutti gli ospiti. Certo, e sindaco, guardi che voglio il video delle contrade, sindaco, voglio il video delle contrade, perché sono queste le cose belle da vedere. Grazie al sindaco Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, di essere stato con noi. Grazie sindaco e buon lavoro. Gianni, tanto lavoro anche oggi, domani, mercoledì, cosa succederà? Cosa farete? Perché con questi gruppi spieghiamo anche cosa ci sarà. E poi sentiamo anche Veronica. Certo, niente un po', intanto siamo alla Loggia di Cavalieri nel pomeriggio. A che ora? Alle 4. Alle 16. Faremo proprio una conferenza per l'UNESCO, parleremo degli strumenti musicali dei vari gruppi che viene, strumenti musicali e costumi dei gruppi che c'è anche un relatore che è Macciuglia, è il nostro professore, che parleremo, e il nostro maestro Angelo Torresà. Stasera siamo a Casier
e domani sera siamo invece a Zero Branco. Che bello. Vuoi dirti un'altra roba, Mirella? La nostra formula del festival, praticamente che portiamo in giro sui vari paesi, oltre che avere spettacolo principale in Piazza dei Signori là a Treviso, stanno ripresa da una troupe televisiva da San Francisco, cioè praticamente esisti qua che vuol viva come che vive i gruppi e mi viene sempre da io, tipo ieri che siamo andati a Venezia col barcone e avanti così e riprende tutte queste robe e fa le riprese e va in Stati Uniti e mi pare che anche sulle Filippine Veronica vi trasmetterà. Veronica, e voi dove andrete invece prossimamente? A ottobre andiamo in Messico. Ah, avete capito che c'è questo scambio. Quanto importante è, Veronica, anche scambiare le culture, usi e costumi? E voi giovani, come vedete questo scambio? Allora, a me piace molto, perché si entra in contatto con persone diverse e hai la possibilità di conoscere cose nuove, cose che normalmente non potresti sapere. Infatti mi ricordo che quando ero più piccola, non sapendo neanche parlare, diciamo, era bello perché si trovava il modo di instaurare comunque delle amicizie tra gruppi. Era molto bello perché anche a gesti, diciamo a poche parole, si instauravano belle amicizie. Senti Veronica, io sono convinta che anche girare il mondo, specialmente per i giovani, vuol dire aprire la mente e riesci a capire l'accoglienza, la parola accoglienza poi, perché riesci a vedere un altro mondo, perché qua sarà anche al profondo sud, ma sei anche al profondo nord qua, cioè non sei che siamo tanto aperti, ecco, è vero che più giri, più riesci anche a socializzare con altre realtà, più apri anche la mente? Sì, sei aperto a tutti i problemi, perché anche se cioè in un festival non tutto sempre può andare bene, possono insorgere problemi, bisogna essere pronti ad affrontarli senza farsi prendere dal panico e aiutarli in tutto, cioè ci si rende disponibili per loro ed è una cosa molto bella. Cioè non vedi più il colore o la lingua, ma guardi la persona sì. E l'accoglienza che merita la persona. Sì. Avete sentito? Sarebbe così semplice, eppure ci sono i campanili. Grazie a Gianni Marini, Pastoria Borgofuro, grazie alla nostra Veronica Bernardin, complimenti anche ai tuoi genitori, salutameli tanto e complimenti veramente Veronica, sei proprio bella e brava. Grazie, pubblicità. Grazie. Due altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Francesco Biasin, assessore sociale del comune di Silea, ma non solo, e abbiamo anche Luciano Sandonà, consigliere Regione Veneto Lega. Grazie anche a Luciano Sandonà, una presenza molto gradita alla Mirella, perché è anche un amico oltre che un consigliere con il quale abbiamo fatto anche delle battaglie, poi la guerra l'abbiamo anche vinta, vero Sandonà? E siamo molto felici per aver dato serenità a questa famiglia che era in forte difficoltà. Sto parlando della famiglia di Martina Verini che abbiamo avuto ospite, una famiglia deliziosa con questo figlio meraviglioso e questa mamma meravigliosa, devo dire la verità. Allora, io inizierei proprio da Sandonà. Allora, Sandonà, quanto importante è avere una certa sensibilità? Lasciamo perdere il partito, perché di tutto che sentimmo sul partito che mancava anche i vaccini, ma non importa, non vi fa mancare niente, proprio non vi fa mancare niente, ma non importa, andiamo avanti. Avere la sensibilità di capire quando la persona è in difficoltà, di cercare in qualche modo di fare rete, di fare squadre, di aiutare. Prego Sandonà. È molto importante. Intanto buongiorno a tutti, grazie Mirella dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori di oggi. È molto importante, è una questione che riguarda la vita sociale, ormai casi sociali, persone che purtroppo sono in difficoltà in questa vita, in questa società che va sempre più avanti, in cui siamo tutti, diciamo, sempre più competitivi, dobbiamo stare al passo coi tempi, dobbiamo guadagnare sempre di più, essere sempre più, diciamo, nella cresta dell'onda. Molte persone purtroppo si prendono indietro, ce ne sono sempre di più purtroppo, anche se sembra una società, la nostra, quella del benessere, una società in cui tutto funziona e va bene, ed è importante quindi una rete sociale che poi sia spinta da persone come le persone normali, o da associazioni come quella che porta avanti Mirella, con un'opera
veramente meritoria, quella dei veneti schiacciati dalla crisi già da molti anni, e che poi si attornia e si fa dare la mano, diciamo, da tante persone, da quelli magari più sensibili. Ricordiamo che in Veneto una persona su 5 fa volontariato, magari a volte silenzioso, senza farsi vedere, senza farsi notare, e anche questi sono contributi importanti. Come ancora più importanti sono i contributi invece fatti in prima linea da trasmissioni come la tua, Mirella, e dai volontari che ti danno una mano, dedicano non solo il proprio tempo, ma anche l'energia, il denaro e anche le proprie risorse per dare una mano alle persone più deboli. Allora, sentiamo anche l'assessore Francesco Biasin, assessore che si occupa di fragilità. Ecco, l'importanza è di avere il tatto, di capire quanto delicato è questo settore. Io quando sento, oggi ad esempio è aperto il Banco Solidale, oggi e domani, oggi prendiamo le merci che arrivano, domani le distribuiamo, e quando sento queste persone che arrivano dicendo che si sono confrontate con i servizi sociali e sono stati trattati male, ecco, nel vero senso della parola, ecco, mi vengono i brividi. Prima perché se arrivano là vuol dire che tu devi essere soprattutto propenso all'ascolto, perché sono persone disperate, sono persone che vivono borderline oltretutto, e perciò tu devi capire che il ruolo che hai è importante. Assessore, quanto bisogna avere competenza nei servizi sociali? E soprattutto, non sarebbe il caso, lo dico anche a San Donà, di rivedere il ruolo dei servizi sociali, chi fa cosa, quando, come? Perché chiudere a venerdì alle 13:30, maggioranza, inutile chi dica che non è vero, è così, e fino a lunedì non c'è più niente. Abbiamo gli ospedali aperti, abbiamo i ristoranti aperti, abbiamo tante cose aperte, volontariato disponibile anche la domenica, il sociale chiude il venerdì. Secondo lei non bisognerebbe fare anche una rivoluzione, cambiare proprio il sistema, visto proprio i numeri che abbiamo di gente che chiede aiuto, sono diversamente giovani, di giovani che si suicidano, di femminicidi, cioè non ne manca niente. Prego. Grazie Mirella. Il mondo del sociale è in evoluzione veramente importante e tu hai toccato un aspetto che secondo me è fondamentale, che è quello di essere attenti alle persone che chiedono aiuto. È vero che gli uffici nostri, comunali, chiudono il venerdì all'1 e di solito le urgenze capitano il sabato e la domenica. Io da assessore tante volte rispondo il sabato e la domenica perché so che effettivamente gli uffici sono chiusi. Chiedere aiuto è un atto difficile e noi a volte ce ne dimentichiamo. È un po' come chiedere, so che tanti vengono da noi in comune e ci dicono guarda, a noi secca chiedere la carità, perché quello in atto di aiuto a volte veramente ti spinge a fare quello che non vorresti, perché chiaramente uno poi vuole farcela nella propria vita, vuole essere... E il nostro compito è quello di affiancarsi a queste persone e dargli l'autonomia per raggiungere poi i propri obiettivi. Ho visto un'esperienza importantissima nel nord Europa, dove la prima cosa che danno alle persone ad esempio è la casa. Noi prima di dare la casa a qualcuno facciamo un sacco di bandi, di richieste, vediamo l'ISA, burocrazia. In realtà se tu dai la casa dai la dignità alle persone. Allora la prima cosa che fanno ad esempio in Svezia o in Finlandia è ti diamo la casa. Poi da lì cominciamo a fare il percorso normale di sviluppo che tu devi fare. Ti diamo il contributo, te lo diamo per 3 mesi, però poi tu ti arrangi. È tutto da cambiare, è veramente tutto da cambiare ed è molto difficile e secondo me i tempi sono veramente stretti perché abbiamo i ragazzi in strada, abbiamo i senza fissa dimora, abbiamo veramente un'urgenza sociale altissima e tutto questo ci fa veramente preoccupare. San Donà come commenta questa squadra che non riesce veramente a essere unita, non ci conosciamo neppure tra di noi, siamo tanti ma non ci conosciamo, siamo tanti, tutti fa tutto, dopo il cane dei 7 peroni muore da fame, troviamo il vecchio morto in casa che si suicida, è il giovane, forse dobbiamo cambiare, soprattutto la politica, e lo dico a San Donà perché riesce a capire quello che voglio dire, non deve guardare l'appartenenza del soggetto che fa volontariato, se è di destra, di sinistra, di centro, ma deve guardare a quello che ha fatto, che ha realizzato. Questo glielo posso assicurare non succede, tanto è vero che io ho creato un tavolo, le associazioni abbracciano le associazioni, tutte quelle associazioni che non vengono mai invitate a questi tavoli generali, servizi generali,
perché proprio non appartengono a quelle fasce ristrette, a quei cerchi magici della politica. Le sembra corretto, Sandonà? Prego. No, non mi sembra corretto, hai dato un ottimo assist Mirella come al solito, non mi sembra corretto perché come ricordavi adesso giustamente ci sono associazioni molto attive, associazioni, gruppi di persone che si danno a fare nel sociale e nella solidarietà, quella vera, quella fatta realmente per aiutare le persone che non vengono, diciamo che a volte sappiamo come funziona anche nei nostri comuni, non vengono chiamati perché magari qualcuno dell'associazione ha fatto parte di una lista che è all'opposizione o dà fastidio, a volte molto spesso dà fastidio quando si bussa spesso la porta del municipio, diciamo, cercando di aiutare delle persone, perché tutto questo crea, diciamo, dei problemi, in primis dei problemi di tipo economico ai bilanci dei comuni che spesso destinano troppo poco al sociale e sono poco attenti anche alle esigenze, diciamo, delle persone più sfortunate, perché queste persone vanno prese, fanno, come diceva prima l'assessore, a volte è difficile, specialmente per noi veneti che siamo anche molto discreti, molto sulle nostre, è difficile presentarsi e chiedere aiuto, chiedere una mano. Lo sai bene anche tu Mirella, le persone con difficoltà si espongono anche in casi molto gravi che non dipendono da loro. Poi dopo tutti i casi sociali sono casi, come abbiamo già detto, complessi. Non sono casi che si risolvono in 5 minuti, altrimenti non avrebbero chiesto aiuto, non si sarebbero affidati degli altri e non sarebbero andati avanti. E quindi a volte, come dicevi tu giustamente, ci sono delle associazioni che vengono escluse da questi tavoli. Sono magari quelle associazioni che silenziosamente fanno tanto, quelle persone che prestano il loro aiuto, prestano la loro mano in maniera... Sono competenti, Sandonà, e sono competenti di quello che fanno. Certo. Besin, com'è questa storia che queste associazioni sono tenute fuori? Le risulta che sia, perché bisogna anche ricominciare a dire la verità, perché se siamo sempre zitti e mettiamo la polvere sotto il tappeto, fra poco caviamo via il tappeto e chissà cosa troviamo, perché dobbiamo essere uniti per aiutare, o sbaglio? Assolutamente, permettetemi un ringraziamento a Mirella perché è sempre diretta, noi ci conosciamo da un bel po' di anni e so che lei arriva sempre al punto dolente delle cose. È vero, è così. Allora, il volontariato è una cosa purissima, è donare del tempo per gli altri ed è una cosa difficilissima e va fatto con determinate maniere. E ci sono delle associazioni veramente pazzesche, ripeto, che effettivamente non sono riconosciute per quello che fanno ed questo va detto. E va veramente detto. È quasi come se ci fosse tu hai usato prima un termine carino, che è quello del circolo magico, ed è vero, è così. Il mondo del volontariato poi è fatto da gruppi che sono più o meno riconosciuti e questo non è assolutamente corretto. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, è chiaro che le classi più deboli attualmente sono anche gli operai, quelli che lavorano e sono poveri lavorando, ma anche perché abbiamo avuto e sappiamo chi sono che hanno firmato la legge Biagi, la riforma Maroni, l'articolo 18, il Job Act e tutte queste leggi che hanno portato la gente povera a essere ancora più povera. E più per impoverirli ancora di più, quando sono senza contratto abbiamo tolto anche il reddito di cittadinanza e poi ci si mette sempre in mezzo a chi fa volontariato per far vedere che queste leggi in Parlamento non le abbiamo firmate, magari avrete anche voi della Lega il coraggio di dire. Buona giornata signori. Grazie al nostro Claudio da Marano, sentiamo come commenta Sandonà. Prego Sandonà. Ma io non la metterei esclusivamente in politica perché le leggi, quelle per tagliare le spese e per tagliare diciamo, delle iniziative che potevano essere anche giuste o non giuste, pensiamo a reddito di cittadinanza, è un'iniziativa che dal punto di vista dell'idea
poteva andare a bene, quando è stata applicata a volte con effetti disastrosi, con le solite storture all'italiana, dove sono finiti dentro anche persone che sicuramente non avevano bisogno del reddito di cittadinanza, poi per non parlare proprio poi dell'inserimento nel processo, nel ciclo lavorativo, che è stato semplicemente disastroso per quello che riguarda il reddito di cittadinanza. Io direi che invece, al contrario, dove c'erano degli strumenti, ci sono ancora degli strumenti per aiutare le famiglie, le classi più deboli, coloro che magari lavorano ma non arrivano a fine mese, perché abbiamo anche questa problematica, cioè di persone che portano a casa uno stipendio, portano a casa un reddito, ma sono magari famiglie numerose che hanno dei casi sociali al loro interno, che hanno magari genitori che stanno male o dei figli che hanno problemi di disabilità. Quanti ne vediamo in giro? Non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono a concretamente non solo a sbarcare il lunario, ma a fare le minime attività anche che possono fare a volte con delle persone disabili all'interno, e quindi ci vogliono maggiori supporti e direi anche maggiori risorse da parte di tutti, perché questo è un investimento per dare dignità sociale alle persone che magari sono meno fortunate. Dignità sociale vuol dire anche star meglio tutti quanti e innalzare anche il livello di democraticità e anche del nostro sistema, dello star bene del nostro sistema. Però Sandonà, diciamo la verità, io sono sempre stata favorevole al reddito di cittadinanza, forse perché è un banco solidale. E sono convinta anche che quando Salvini l'ha firmato, perché ricordiamo che Salvini ha firmato il reddito di cittadinanza, non dimentichiamocelo, visto che c'era in tutta Europa, eravamo solo noi e la Grecia che non ce l'avevamo, l'importante era il controllo che questo reddito andasse a chi veramente aveva bisogno. E devo dire anche la verità ed essere onesta, che qui al nord, specialmente da noi nord-est, non so poi se l'assessore Biasin conforterà quello che io dico, è andato bene, perché di furbetti veramente direi quasi zero. Ma l'abbiamo visto anche con Casa Zero, che i soldi sono andati ai furbi. Cioè non è che sia sbagliato il meccanismo, è che non c'è il controllo. Se questo reddito di cittadinanza fosse stato dato ai sindaci, che grazie poi ai servizi sociali sanno benissimo chi ha bisogno e chi non ha bisogno, noi non avremmo avuto questo disastro, perché è stato veramente un disastro, specialmente dall'Emilia Romagna in giù, perché questo è vero, ma si sa che è così. Cioè, ma si sa che l'Italia ha 4 mafie, si sa che abbiamo i furbetti, abbiamo visto il caporalato, continuiamo a parlarne, sappiamo benissimo che ormai, le lo posso assicurare, Sandonà, lei è anche un commercialista, le famiglie che vengono al banco lavorano tutte e due non ce la fanno a sopravvivere perché pagano 600-700 euro di affitto o il mutuo, bollette carissime, spesa non ne parliamo, vestire i ragazzi, mandarli a scuola, macchina. Cioè ci rendiamo conto che l'operaio non può più vivere neppure con 1500 euro, visto quello che costa la vita. Sentiamo Sandonà, poi Biasin. Sì, senza tener conto che poi se ci sono dei figli, ci sono delle situazioni particolari, improvvisamente una coppia si trova ad essere praticamente povera e anche questo, il supporto dello Stato alle famiglie è ancora altamente insufficiente. Abbiamo un gravissimo problema in Italia, al di là dei problemi sociali, che è quello della natalità, che ormai è agli ultimi posti a livello mondiale, non ci garantirà fra 40-50 anni, ma e anche prima, un adeguato ricambio non solo ma anche per i servizi pubblici, per pagare le pensioni, per mandare la gente a lavorare, a produrre e a lavorare nelle nostre aziende. Questo l'allarme è stato lanciato in maniera forte da Confindustria e dai sindacati e anche questo è un paradosso. Dopo, sul discorso del reddito di cittadinanza, noi sappiamo come funziona in questo Paese, lo vediamo anche sul tema dell'autonomia, è un Paese spaccato a metà, come minimo. È un Paese dove in alcune parti nel nord funziona
perfettamente, ci sono i servizi che funzionano, poi anche noi abbiamo le nostre problematiche, anche noi abbiamo le nostre, i nostri dispiaceri, chiamiamoli così, e abbiamo un'altra parte del paese dove le norme vengono applicate al 20% rispetto al nord, dove mancano i controlli, dove ci sono i furbetti, dove vengono fuori migliaia di casi, perché come hai ricordato tu, il reddito di cittadinanza è stato un disastro nell'applicazione. Dal punto di vista, diciamo, teorico andava bene, ma disastro in applicazione sempre da certe parti, dove si sapeva benissimo che c'erano delle persone che lavoravano in nero e che percepivano il reddito di cittadinanza. E questo non è stato un caso isolato, ci sono trovati migliaia di casi del genere, poi certificato. E chi doveva controllare non ha controllato, questa è la verità. E quei controllori, io mi chiedo chi paghiamo, se alla fine ci dovrebbero essere anche dei nomi e cognomi di chi fa questi controlli, che dovrebbero essere pagati per fare questo. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Ciao. No, volevo fare una domanda, perché è una roba che non sono mai riuscito a capire. Cioè, io sentivo sempre da tutte le persone, praticamente da questi schieramenti politici o tipologie di persone, tutti quanti dire, affermare, riconoscere che in Veneto la popolazione è molto coinvolta, molto favorevole all'aiuto sociale e al volontariato, o al volontariato diretto oppure anche all'appoggio al volontariato con donazioni o via parlando. Mi sono sempre chiesto, ma com'è possibile che una tal diffusa mentalità veneta a favore dell'aiuto sociale e del volontariato non si traduca anche nell'organizzazione dell'amministrazione, i comuni, la regione, via parlando. Cioè, c'è tantissimo volontariato, ma a sentire dalla tua trasmissione che c'è problemi continui nei comuni, nella regione, via parlando, perché l'amministrazione pubblica traduca da sé questo aiuto. E mi domanda lei, ma è perché c'è la popolazione veneta che si ferma di sua volontà alla dimensione del volontariato perché non vuole farsi coinvolgere dall'amministrazione pubblica, o è a causa della burocrazia, delle leggi nazionali e magari anche in parte di un certo modo di fare politica che frena questa mentalità così diffusa? Cioè, non riesco a capire come mai esistono tante associazioni del volontariato ma poca politica sociale nei comuni e via parlando, che invece dovrebbe essere la cosa che va assieme, perché è sempre quelle persone, cioè quel che va a votare nei comuni o nella regione è quel che fa o che sostiene il volontariato. Grazie dell'eventuale risposta, ciao. Grazie Vladimiro. Sai Vladimiro, te la do io subito, poi passiamo a Biasin. Dividi e timpera. Prego, assessor Biasin. Sì, allora, circa il reddito di cittadinanza è chiaro che i contributi a pioggia buttati sulla popolazione così non hanno senso, e lo sappiamo. Io credo che sia invece fondamentale conoscere le persone. Parlo del mio comune, ogni persona ha una storia, ha un progetto, e vedo che a livello di servizi sociali a volte veramente non servono neanche i soldi, perché se tu riesci a dargli un lavoro, un'inclusione, dei contatti sociali, veramente risolvi molto di più che i 300-400 euro al mese, perché poi devi raggiungere l'obiettivo. È anche vero che nei comuni in realtà poi la cosa è molto complessa, ogni comune viaggia per conto proprio, gli assistenti sociali arrivano dove possono, perché è anche vero che quelle sono le ore, non sempre poi abbiamo del personale stabile che ci dà la continuità e quindi la relazione con le persone. Quindi io veramente credo fondamentale la relazione con le persone, perché poi io ho conosciuto delle persone che per anni siamo riusciti a dargli un tot di aiuto economico, però appena cambi il sistema e gli fai ragionare che probabilmente lui aveva bisogno di altro, allora poi lui si rimette in gioco, capito? E io credo sia fondamentale questo. Ma è il discorso della casa, e sentiamo anche poi San Donà, la casa di emergenza erano le case che sono state date in affitto a persone che veramente erano molto disagiate, ma nel momento che tu riesci a superare il momento, la casa deve essere libera. Invece hanno venduto le case nostre perché le abbiamo pagate noi, e adesso ci sono persone che tranquillamente potevano prendersi un appartamento da un'altra
un'altra parte e noi siamo senza case. Quelle che abbiamo non sono a norma, vai fuori con tutta la fila di persone che stanno aspettando questa casa, abbiamo persone da sole su appuntamenti grandissimi, non si riesce a spostarli, magari al terzo piano senza ascensore, cioè c'è proprio un disastro totale. Sentiamo Sebastiano da Abano e poi sentiamo l'assessore appunto Sandonà. Andiamo, Sebastiano. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Parlavate di reddito di cittadinanza. Purtroppo qua in Italia c'è stato che quando hanno dato il reddito di cittadinanza dovevano fare una cosa di queste in uno stato serio. Dovevano fare, tu mi presenti la domanda del reddito, siccome sappiamo che ai mafiosi era gente che aveva dei precedenti penali di mafia e cose non li dovevano ottenere il reddito, dovevi fare che quando tu presentavi la domanda mi dovevi portare un certificato penale. Invece qua in Italia come si è fatto? Ti dichiari che non hai precedente penale, ma ora io dico un mafioso che non ha nulla da perdere, che ci dichiara di non avere precedente penale, fa intanto la domanda e poi arrivano i soldi. Per fortuna qua abbiamo le forze dell'ordine che sono bravi, che fanno indagine poi e scoprono, però dovevano farlo molto prima, tutelare, cioè io ti presento la domanda, tu mi dai e anche mi chiedi un certificato penale e così almeno generano meno truffe. È la stessa cosa anche quando ci sono dei lavoratori, magari le aziende vogliono rinnovare il contratto, i lavoratori dicono no, non lo voglio rinnovato. Poi quel stesso lavoratore magari va a presentare domanda all'INPS della cassa integrazione e l'INPS la dà. Ora dico io, se l'INPS sarebbe una cosa dovrebbe fare, benissimo, tu dove hai lavorato, in un'azienda, benissimo, tu mi devi portare un certificato dove l'azienda dichiara che non ti rinnova il contratto. Che così se presenti questa domanda io ti riconosco, ma se tu non vuoi continuare a lavorare, io non ti do neanche. Molto chiaro Sebastiano, sentiamo, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Sentiamo come commenta il consigliere Sandonà, visto che è anche un commercialista e i conti li sa fare. 1 più 1 sa far il manco Sandonà, che non si può neanche far questo. Prego Sandonà. Allora, purtroppo la questione della casa, hai ragione tu Mirella, oltretutto ci sono anche molte case di proprietà pubblica che al momento sono, virgolette, inagibili perché magari è cambiata, non c'è più il precedente, diciamo, la precedente persona che era dentro alla casa popolare, quindi vanno fatti dei lavori di manutenzione, di sistemazione, di adeguamento degli alloggi e molto spesso queste case rimangono chiuse per qualche anno perché lì gli uffici delle residenze pubbliche non hanno adeguate risorse per sistemare queste case. Anche questo è un tema importante e stiamo vedendo di mettere più risorse per questi adeguamenti delle case pubbliche, perché abbiamo realmente delle graduatorie che sono a volte molto lunghe in certe città. La nostra mentalità e il nostro diciamo anche modo di fare sociale, anche da parte degli assistenti sociali, una volta che si aiutano queste famiglie in difficoltà, se le mettono, si cerca di dare una mano, si accompagnano per qualche anno, poi diciamo molto spesso queste famiglie, parlo anche di immigrati, di persone che magari si trovano qui e si trovano con logiche difficoltà all'inizio, e poi insomma sono in grado di camminare anche da sé e a volte con difficoltà liberano gli alloggi pubblici non dando posto magari a chi ne ha realmente bisogno. Abbiamo riscontrato anche casi di questo genere negli ultimi anni, anche in Veneto, anche se da noi la vigilanza e il controllo è sempre molto alto e molto attento da parte, diciamo, delle ATER regionali.
Beh, per quel che insomma, riguarda... molto attento, sarebbe un bel punto di domanda. Ci sono altre, assessore, soprattutto, ecco, io vorrei capire che in tanti anni abbiamo sentito anche i commissariamenti degli ATER, però poi non abbiamo mai saputo come è andata a finire, perché non si sa mai niente, assessore, cioè quasi sei in commissione, ma se alla fine ci fosse una volta che c'è stata trasparenza su quello che ha stabilito la commissione, come è finito, mai. Cioè la trasparenza cos'è per un amministratore? Assessore. Allora, la trasparenza dovrebbe essere il cardine di ogni lavoro, deve essere così. Poi è vero che è difficile che ci sia, perché poi il percorso non è sempre così lineare, va detto, e quello è poi il problema. È anche vero che allora, parlo del mio comune, noi siamo partiti da 2 mesi con un progetto per le emergenze sociali, che è un appartamento gestito dalla Sant'Egidio, di proprietà del comune di Silea, perché ci siamo resi conto che le persone che avevano veramente bisogno da oggi a domani non sapevamo dove metterle. Quindi o gli pagavi un bed and breakfast o un hotel, se non riuscivamo a dargli un sostegno. E abbiamo altrettante case, non ne abbiamo tantissime perché poi Silea è molto piena di case popolari, che andrebbero restaurate, però è chiaro che c'è un impegno non da poco, perché poi le spese chiaramente le deve mettere il comune. Ma perché i fondi del PNRR con progetti PNR che all'inizio erano destinati soprattutto per il sociale hanno preso altre deviazioni dopo, assessore? Perché bisogna anche dirla sta cosa, soprattutto per il sociale il PNRR con progetti naturalmente PNR molto validi. I Gaboccia addirittura gli asili, non so perché. Assessore, perché? Non lo so, ed è un problema perché poi, me l'ero segnato Mirella, il 110, effettivamente cioè, avendo la possibilità ad esempio di avere dei fondi riconosciuti per sistemare le case popolari sarebbe stato veramente una grande cosa, e invece ci ritroviamo un Jesolo, un Eraclea con seconde case completamente rifatte, capito? E le case comunali magari non Sandona, cosa è successo secondo lei? Ma nel PNRR in realtà dei fondi per gli asili nido, per esempio, sono stati messi, quindi per le costruzioni, i mobili stanno partendo in moltissimi comuni. L'Italia ha un grado diciamo, di indietro sulle costruzioni e sulle strutture, soprattutto degli asili nido e delle scuole materne pubbliche. Il Veneto è particolarmente indietro per una questione culturale e storica che deriva dal fatto che in Veneto gli asili sono sempre stati gestiti, che l'asilo è evidentemente una funzione di interesse pubblico, ma sono sempre stati gestiti da strutture parrocchiali di proprietà, diciamo, delle nostre parrocchie, e quindi gli asili pubblici, sia la scuola materna propriamente detta che gli asili nido, quelli pubblici ce n'erano sicuramente molto meno in percentuale rispetto all'Emilia Romagna, tanto che noi abbiamo un gap, mi pare, di circa 400 milioni l'anno di soldi che non ci vengono dati dallo Stato, e in quanto poi gli asili, le scuole materne hanno questa diciamo, contribuzione da parte della Regione e da parte anche delle famiglie che magari pagano un qualcosa di più magari rispetto all'Emilia Romagna, ma questo per ragioni storiche. In questo momento sono stati avviati moltissimi progetti, ne ho visti tantissimi nei comuni, abbiamo fatto anche la posa della prima pietra in tanti comuni anche del Padovano, e questo con fondi del PNRR. Per altri invece emergenze sociali il PNRR non ha previsto nulla o praticamente quasi nulla, e questo a mio parere è una grave mancanza. Ecco, a livello sociale invece poi ricordo anche nel PNRR tutto quello che è stato destinato alle case. Sandona, però pensare male è peccato, qualche volta ci si azzecca. Non è però che io devo essere fortunato ad essere su quel comune, ad essere quel sindaco e di far parte di una cerca dove arrivano i fondi, perché io ho avuto un sindaco, proprio non mi ricordo, glielo farò sapere, poveretto, che ha detto: io avevo presentato un ottimo progetto per l'asilo, è stato bocciato, in Europa non è stato accolto. Allora io mi domando, visto che abbiamo questi parlamentari europei strapagati 20.000 euro al mese, l'ho specificato perché l'ho letto bene,
che se la prendono sempre con l'Europa e loro firmano. Vorrei anche capire che ruolo hanno, perché a mio avviso questi progetti importanti e fatti bene dovrebbero essere portati da loro a fare il percorso, l'iter che dovrebbero. Ma perché io come sindaco devo fare questo iter quando ho il parlamentare europeo con una squadra, perché non è di sicuro da solo, che dovrebbe aiutarmi in questo? Anche qua bisogna cambiare, visto che adesso si parla di nuovi parlamentari europei, anche rodati, dicono, da quella che è la scuola amministrativa, poi vedremo, perché voglio proprio vedere, a fare questi percorsi. Ma non è il sindaco che deve fare questo percorso, questo iter. Cosa stanno a fare i nostri in Europa con le squadre? Prego, Sandonà. Beh, certi hanno aiutato e dato una mano alle amministrazioni locali per andare a reperire le risorse del PNRR. Sappiamo che i bandi erano praticamente quasi tutti nazionali ed erano calati direttamente sulle amministrazioni locali e in particolare sui comuni, quindi i comuni dal più piccolo a quelli più grandi e più strutturati si sono trovati a gestire dei bandi a volte anche difficili da gestire e da prevedere come... Bravo Sandonà, avevo sentito che bravo Casè. Tu come sta spostando? Guarda Sandonà, guarda, veramente grande, no, perché veramente te sei un grande Sandonà. Abbiamo Brescia in linea, Luciano da Desenzano del Garda, poi continuiamo sulla casa della linea, vai Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti. Mi senti? Sì, benissimo. Ascoltate, ma sono anche lei, Sandonà, leghista, ma come fanno a dire Mirella ricco nord? Nel ricco nord ci sono il 70% dei pensionati che prendono meno di 1.000 euro al mese. Io prenderei 2 milioni di pensione. Io sto benissimo perché ho casa e tutto, ma prenderei 2 milioni, invece prendo 1.000 euro. I miei amici che sono andati in pensione prima di me, adesso 70enni, 80enni, prendevano 1,2 milioni, 1,5 milioni di lire. Adesso prendono 600, 700, 800 euro. Come si fa a vivere con i prezzi che sono, specialmente in questi 2 o 3 anni, sono triplicati? Il gas, il riscaldamento, l'energia e tutto. Come si fa? Sandonà, di ai tuoi deputati, ai tuoi eurodeputati, che devono stampare gli euro e darci i 2.000 euro. Non possono vivere gli operai con 1.000 euro. Ti dico l'ultima, Mirella. Ho un amico che fa il bidello, un 50enne, e va a lavorare in bicicletta. Si è spostato da 50 km da casa, paga 500 euro di affitto e deve mandare i soldi alla moglie e al figlio di 15 anni. Ma cosa gli rimane? Fate su il conto. Devono darci i 2.000 euro, devono darci, non tutti di colpo, ma in 2, 3, 4, 5 anni. La Fiat Punto, Mirella, che io la caricavo a Mirafiori, perché a 25 anni sono scappato da mio padre e facevo l'autista, portavo via le macchine. 5 mesi pagavi la Fiat Punto, ci comprava. Adesso la piccola macchinina costa 12-13 mila euro, ci vogliono 13-15 mesi. Vi saluto. Grazie buongiorno. Luciano, salutiamo anche Brescia, molto chiaro. In effetti in Francia la prima cosa che ha detto Mélenchon è quella di aumentare gli stipendi, se non sbaglio, perché si sono accorti che anche in Francia con chi stipendi là l'operaio, la persona non vive più. Quanto è importante, lei ha parlato Biasin di una cosa importante, dare dignità alla persona, e la dignità la dà un lavoro anche pagato e non a livello di sfruttamento, perché qua siamo a dei livelli che è veramente una cosa incredibile. Come commenta? Io credo che ci sia un divario sociale che è veramente troppo importante. C'è chi prende veramente tanti soldi e chi ne prende pochi. E in famiglia noi adesso stiamo raccogliendo delle richieste di aiuto per la frequenza, richieste di aiuto economico per la frequenza dei centri estivi dei ragazzini. Io credo sia un dato veramente, un campanello d'allarme non da poco. Come funziona? Ma adesso allora la regione dà i soldi a voi, come fu il governo dà alla regione, la regione dà i soldi a voi e voi pagate i centri estivi
estivi, poi non abbiamo mica capito ancora come funziona e chi gestisce, cioè il re che gestisce sta roba, perché è un re sora sta roba anche là, ma i centri estivi non dovrebbero essere gratis, per carità, non tutti, ma certi. Io mi sono offerta a San Donà, mi ha neanche dato risposta e facevo il centro estivo gratis. No, perché bisogna anche dirle queste cose qua. Neppure risposta mi hanno dato, facevo il centro estivo gratis con la scuola del fumetto al Parco dello Storga. Neanche risposto San Donà. Allora, Biasin, dopo sentiamo cosa dice San Donà. No, vabbè, la maggior parte delle spese sono quelle comunali, quindi è chiaro che il comune ci mette dei soldi e i comuni che riescono a fare 2 asfaltature in meno magari riescono ad aiutare di più le persone, ma quello è il regime, capito? E poi le famiglie si devono arrangiare, perché poi è anche vero che da metà giugno a metà settembre i ragazzini sono a casa, che anche quello è un sistema che secondo me va un po' rivisto. Agosto non c'è niente, non perché c'è i centri estivi chiudono, quelli a pagamento, agosto chiudono perché sono tutti a pagamento ormai. Quindi adesso in prima media noi abbiamo i ragazzini in strada. Senta, assessore Biasin, chi è che arriva al servizio sociale? Perché io dico sempre che i banchi solidali, dove inviterei i politici a fare una visita ogni tanto che non gli farebbe male, ecco, sarebbe una bella purga, una purga mentale, quella sì è una purga mentale. Non sono i barboni, sono famiglie che veramente non ce la fanno più. Ecco, spieghi anche a lei chi arriva al servizio sociale nel 2024. Questa è una bella domanda, nel senso che allora noi non abbiamo più giustamente i barboni senza fissa dimora, quelli ci sono e probabilmente hanno anche dei canali di aiuto molto più istituzionali riconosciuti. No, noi abbiamo le famiglie, Mirella, abbiamo le famiglie che non arrivano a fine mese, perché è così. L'immagine di qualcuno che sta male oggi all'interno della famiglia è devastante, perché poi ci sono mali e mali. Ti capita un male di un certo livello dove devi dare risposta o fare degli esami in tempi veloci, vuol dire comunque spendere dei soldi e questo veramente poi a livello umano vuol dire veramente distruggere delle famiglie. Un tumore all'interno di una famiglia oggi è devastante, perché è chiaro che tu hai delle cure, hai dei percorsi già attivati eccetera. Però è chiaramente poi uno deve anche velocizzare, bisogna vedere i tempi di reazione, ci sono un sacco di cose, gli spostamenti. La malattia, ad esempio, ripeto, è devastante all'interno della famiglia. San Donà, ecco, come commenta quello che ha sentito, quello che abbiamo detto anche dalla telefonata, prego. Ma allora, se partiamo dai centri estivi, vabbè, quelli sono gestiti nelle maniere più disparate sia dai comuni che dalle associazioni, dai vari enti territoriali. Adesso non so perché ti hanno detto di no, Mirella, magari me lo spieghi. No, però, io insomma, non so spiegare, perché non so perché, non mi hanno detto perché no, cioè non mi hanno risposto, punto. Non ti hanno risposto? No. Vabbè, anche questo trovo una cosa abbastanza strana e comunque questo insomma è un'attività anche questa che viene svolta a supporto delle famiglie, a supporto dei ragazzi. Una volta era più semplice anche lasciare i ragazzi di una certa età, diciamo, quando superano così un po' che passano da essere bambini a diventare ragazzi, potevano andare anche in giro in maniera libera d'estate, comunque insomma passare qualche ora con gli amici. Adesso con i pericoli, con le nuove tendenze che ci sono, con le cose che ci sono in giro, i ragazzi rischiano di chiudersi in casa e rimanere in casa tutta l'estate e questo poi ha anche ripercussione, diciamo, sul comportamento e su tutto quello che è la crescita, diciamo, dei ragazzi. Quindi i centri estivi sono sotto certi punti di vista dei toccasane sia per le famiglie che anche per i ragazzini stessi che hanno la possibilità di vivere insieme, ecco. E questi paghe troppo basse, come diceva il nostro Luciano da Brescia, ecco, non si può più vivere con 1.500 euro, 1.000 euro, pensioni bassissime, proprio non ce la fanno più, bisognerà anche qua rivedere il tutto. Lei fa parte di un partito che ha il governo, penso che anche Salvini, oltre a pensare al ponte di Messina o alla pista da bob, devono pensare anche che devono aumentare questi stipendi e queste pensioni, perché così non si può più andare avanti. Guardi, veramente io sono molto preoccupata per i numeri che abbiamo della povertà che aumenta sempre di più e la vita sempre più cara, perché questa è la verità. Prego, San Donà. Il problema principale è che la vita è sempre più cara, come dicevi adesso, ed è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi tempi i prezzi di tutto, ma cominciamo dai bisogni essenziali, dalla spesa alimentare banalmente, ma i prezzi sono aumentati. Inutile dire che c'è poca inflazione o l'inflazione ufficiale, diciamo, è tenuta sotto controllo, perché adesso sembra sia un attimo rientrata, ma
negli ultimi anni, specialmente subito dopo il Covid, c'è stata un'esplosione dei prezzi e anche dei prezzi dei beni, chiamiamoli così, essenziali. La gente non è che gli interessa andare fuori 2 volte alla settimana. Però bisogna agire adesso, Sandonà, perché lo sappiamo quello che dice lei, ma bisogna agire su queste cose, perché sennò non ne andiamo fuori, tutti ne parlano, ma se rimane sempre quello, cosa faccio? Bisogna rivedere sia gli stipendi che anche le pensioni, sono d'accordo, ci vuole un meccanismo di un certo tipo. In Francia la spesa sociale è stata, insomma, nei programmi delle forze politiche che hanno vinto le elezioni sarà rivista, ma anche il debito pubblico francese, che è notevolmente inferiore al debito pubblico italiano, negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale. Anche quello è un problema, perché poi quando si vanno a reperire i soldi nel mercato si pagano degli interessi che sono più alti, come quelli del debito pubblico italiano, che, lo ricordo, è il secondo debito pubblico al mondo dopo il Giappone, che però paga degli interessi sul debito pubblico che sono notevolmente inferiori rispetto a quelli nostri. Però in attesa che arrivi l'autonomia, che di sicuro non arriverà fra un giorno, 2, un mese, 3, perché ci sono dei passaggi importanti, cosa facciamo, Sandonà? E lo so che giustamente lei dice: io cosa posso fare, sono un consigliere regionale, non è che posso fare più di tanto, però fa parte di un partito importante che ha il governo. Allora forse qualcuno dovrebbe pensare che c'è una popolazione che sta invecchiando, con patologie, con delle pensioni che non ce la fanno, neppure ha sentito l'assessore, a sopravvivere, famiglie che non ce la fanno, cioè bisognerà pur cambiare marcia e cominciare a dare i servizi alla persona, perché sennò non ne andiamo fuori. Io continuo a avere liste d'attesa nelle RSA, anche pagando, non ci sono RSA, anche pagando. Cioè mi volete dire dove qualcuno politicamente vuole andare a parare se continuiamo così a non mettere veramente un qualcosa di concreto e di importante su quello che è il bisogno della società? Sì, allora anche il tema delle liste d'attesa delle RSA è un tema che è diventato un tema importante negli ultimi anni, perché pur facendo delle RSA nuove, pur anche pubbliche o comunque da gruppi privati eccetera, e aumentando gli accrediti. Ricordo che la Regione ha aumentato gli accrediti per i casi più gravi delle persone, diciamo, inferme. La crescita esponenziale, la media, diciamo, anche di vita delle singole persone è aumentata negli ultimi anni. E ricordo che il Veneto è al vertice a livello mondiale, siamo a oltre 83 anni di media di vita per singola persona, e questo porta delle patologie, dei problemi che poi si portano avanti. Occorre aumentare la spesa sociale, però occorre avere anche maggiori risorse a disposizione, perché non è che i soldi purtroppo li possiamo fabbricare, come diceva prima il signor Luciano, anche perché i soldi una volta si potevano stampare, adesso li stampa la BCE, che è la banca europea, e ha delle logiche che a volte sono molto diverse dalle logiche. Abbiamo Giancarlo da Silea, Sandonà, se no cade la linea. Ciao Giancarlo. Buongiorno signora Mirella e buongiorno anche ai suoi ospiti. Volevo dire, l'intervento del signore prima riguardo le pensioni ha ragione, perché le pensioni sono state adeguate all'euro, cioè uno che dava 2 milioni di lire tira 1.000 euro. Però sono state adeguate solo le pensioni, ma sono stati adeguati i prezzi. Per esempio un caffè che costava 1.200 lire adesso costa €1. Un gelato costava 1.000 lire, adesso costa €1,70. Cioè sono stati adeguate le pensioni, ma non i prezzi per i consumatori. Per quello noi abbiamo perso il potere d'acquisto con le pensioni. Per esempio 600 euro di ricordo di affitto equivale a 1.400.000 lire, e invece doveva essere 1.400.000 lire, cioè una volta uno tirava 700.000 lire di affitto, dovrebbero pagare 350 euro. Per quello abbiamo perso il potere d'acquisto e siamo diventati tutti più poveri.
tranne gli eurodeputati e compagnia bella. Per quello ti saluto, buongiorno cittadinanza. Grazie Giancarlo, sei molto chiaro, condivido tutto quello che ha detto. Noi abbiamo perso il potere di acquisto, di sicuro i politici no. E loro il potere d'acquisto non l'hanno di sicuro aperto. Vedi Sandonà, è questo che fa male. Perché io penso, sento delle persone appunto anche sulla reversibilità della pensione, a loro è stata dimezzata, però ai politici non è stata dimezzata. Non è che io me la prendo con lei, lo sa assolutamente. Però la bilancia comincia a pendere troppo pesantemente da una parte. Guardate che veramente la povertà fa paura. Guardate, non voi, ma in generale stanno giocando col fuoco. Guardate che siamo messi, forse con Biasini, forse tocchiamo più con mano quello che è la realtà del sociale. Io comincio a essere veramente un po' preoccupata, no? Un po', tanto, soprattutto anche perché non vedo rimedio, cioè addirittura dei banchi nazionali non arriva più merce, dobbiamo comprare la merce Sandonà. Non arriva né latte, non arriva più niente. Ma cosa diamo da mangiare a queste creature? Dobbiamo, per fortuna che ho 5 per 1000, siamo nella top come 5 per 1000, vi voglio bene, grande famiglia, siamo nella top, siamo terzi. Ma vi rendete conto che io devo fare la spesa tutte le settimane per dare una borsa decente a queste famiglie che arrivano? Cioè un po' darò mia daga una borsa dei dolci, cioè l'igiene per la casa, l'igiene personale, si laveranno, cioè, sapete cosa costa un bagno schiuma? Cioè questi non hanno neanche gli occhi da pianza. Non hanno neanche la possibilità di prendere la corriera, certo, devo portare a casa la spesa perché non hanno nessun mezzo. Sandonà cosa dice? Ma ci sarà qualcuno che capisce come mai non arrivano più le rate alimentari dai banchi nazionali? L'ha detto la Presidente che l'ho invitata, la Presidente veramente del Banco di Verona, anche lei non riesce a capire, cioè cosa facciamo? Ma dove vanno tutti questi soldi, le derrate che la Comunità Europea decide? Lei è anche un commercialista, provi a informarsi, perché guardi che siamo veramente preoccupati. Sì, proverò a sentire, bisogna forse migliorare la sinergia fra i produttori di beni che poi spesso vanno al macero. Sappiamo benissimo il problema delle scadenze delle derrate alimentari e cose di questo genere. Bisogna aumentare la sinergia fra loro, i produttori, la grande distribuzione e poi quelli che sono i consumatori e quelli che distribuiscono il prodotto tipo sui banchi alimentari e lo danno alle persone più bisognose, perché tantissimo prodotto purtroppo viene ancora sprecato, viene ancora buttato via ed è prodotto buono e non arriva invece alle persone che ne hanno bisogno. I supermercati portavano tante cose, adesso vendono i prodotti in scadenza perché hanno capito che si può vendere il prodotto in scadenza, così per noi ciao, ha capito come funziona, senza contare tutto quello che viene veramente gettato, perché non si può mangiare, vorrei proprio veda. Ma Assessore, cosa sta succedendo secondo lei? Perché questa è la verità, non arriva più niente, io devo comprare tutto, tutte le settimane, perché se devo far conto su quello che mi arriva dal Banco Nazionale, cioè che quando sei dai 9 ai 10 cosa finiva roba, prego. Allora, guarda, prima volevo dire una cosa, allora, il contenimento dei prezzi, che secondo me è il punto chiave della faccenda, è un'azione politica, perché tutto il resto secondo me è guadagno. Allora lì secondo me la politica dovrebbe veramente mettere mano anche a livello territoriale, perché cambia tantissimo, nel senso che è chiaro che già in Italia se ti trovi a Trieste o ti trovi a Napoli cambia tantissimo la cosa, quindi qualcosa secondo me ci sta sfuggendo e questo è il piano politico. L'altro è quello dei prezzi. I discount oggi hanno avuto un aumento pazzesco di vendita. Perché? Perché chiaramente vendono prodotti non di altissima qualità, vendono prodotti che costano poco e probabilmente vendono anche dei prodotti, non sempre, perché non è detto, che non fanno così bene. È lì che secondo me dobbiamo mettere mano, perché sennò poi è chiaro che chi è alla fine della filiera veramente non mangia, ed è un problema che poi in comune questi arrivano e noi non riusciamo a dare aiuto a tutti. Però Assessore Biasi, io ho detto anche un'altra cosa, lo so che io metto sempre il dito nella piaga, ma è così. Ma perché tutti i comuni che vuol suo farsi il banco solidale e dopo non riesce neanche a dargli un chilo e mezzo di pasta perché noi la ga? Cioè, secondo me, questa visibilità che hanno voluto i comuni per avere il banco solidale ha determinato che siamo talmente in tanti adesso
che non riusciamo più a capire chi siamo e cosa facciamo, perché tutti cioè non dovrebbero essere i banchi, secondo lei, accreditati, lo chiedo anche a San Donà, che distribuiscono nel territorio, perché parrocchie distribuisse, tutti distribuisse, alla fine questi qua hanno da farli esigere per mangiare una settimana, perché sennò non mangiano. Cioè non va bene così, non va bene, per la visibilità di qualcuno che non si riesce a capire. Ma se ci sono i banchi accreditati, portiamo là e tutti i rechi in questi banchi accreditati, perché la regione funziona, la regione controlla i banchi accreditati, tutto l'altro è noia, cioè nessuno controlla niente. Cosa dice? La risposta è già scritta. Mirella, poi è chiaro che ognuno ci tiene a fare la presenza propria e quindi è chiaro che mettersi d'accordo anche sull'urgenza, sul bisogno, a volte è impossibile ed è veramente un dramma, che poi veramente le persone, allora c'è chi deve fare il giro però c'è anche chi lo fa in maniera eccessiva, perché poi è quello che succede, che io mi porto a casa 4 borsette alla settimana perché so che posso andare da una parte e dall'altra, non faccio nomi per correttezza, e magari ci gioco su ste robe, e invece no, anche l'aiuto è una cosa seria. Se io devo aiutare una persona anche a livello economico o anche a livello di alimenti, va fatto bene, determinati alimenti vanno dati, se hai dei bambini ti do il latte, se hai determinate esigenze, celiachia eccetera, ti do quello lì, però deve essere organizzato. Purtroppo ognuno viaggia per conto proprio. San Donà, cosa dice? Mi associo a quello che ha detto l'assessore, perché i veneti sono fatti a volte così, no? Ognuno parte con iniziativa propria, magari la fa anche con assoluta buona fede adesso, e poi si disperdono le energie e soprattutto, come dicevate voi prima, non c'è un controllo anche magari su colui che è poi il beneficiario del banco alimentare, quindi a volte si fanno i giretti dappertutto e magari rimangono fuori quelli che hanno più bisogno di tutti, e quindi anche lì ci vorrebbe un po' più di ordine. Adesso i banchi alimentari sono una cosa importante, non è una semplice azione di volontariato come quella, insomma, di un gruppo di persone che si mette insieme, è un'azione basica che mira a dare da mangiare alla gente. Bisogna regolamentare un po', perché se tutti facciamo tutti e dopo il cane 7 paroni muore da fame, è come non ci fossimo. Cioè, capisce San Donà che anche voi a livello regionale dovete un po' regolamentare, perché non possiamo andare avanti in questa maniera, non riusciamo. Guardi, le lo dico sinceramente, poi è venuta anche la Presidente di Verona, cioè veramente non arriva più niente, i banchi nazionali pochissimo, agosto è chiuso, lei mi dica, noi agosto siamo aperti come banchi, almeno io il mio banco è aperto tutto il mese di agosto perché noi non chiudiamo mai. E cosa faccio se io non avessi la possibilità di comprare, ecco, queste derrate alimentari? Cosa do? Cioè chiudo il banco perché non ho da mangiare, ma che discorsi sono? Capisce che anche voi, per quello l'ho anche invitata a San Donà, visto che anche un commercialista sa fare i conti 1 più 1 non fa neanche più 1,5. Prego San Donà. Ma occorre fare funzionare anche meglio le norme che ci sono già e si stanno mettendo in atto, per esempio sull'economia circolare, con tutto lo spreco alimentare che c'è in giro, come dicevi tu Mirella, è impossibile che poi solo una minima parte di questo arriva ai banchi alimentari e a tutte le iniziative solidali che ci sono in giro, però sicuramente una regolamentazione va posta e porterò il problema avanti, visto che me l'hai presentato con la solita schiettezza e chiarezza anche oggi. No, anche perché io sono andata anche da un direttore di un supermercato, non dico quale, e gli ho detto scusi, guardi che noi non siamo una discarica, perché arrivava di quelle derate, tutta roba da buttare, così ecco loro si levavano via, ecco, invece di mandarla al macero ce la dava a noi. Io sono andata là, ho detto scusi, guardi che non ho i maiali da dare da mangiare, Lei dovrebbe vergognarsi e consigliare, ma io non so, non me ne frega niente, lei è il direttore del supermercato. Lei deve dare, come per legge stabilisce, prodotti che sono ancora in buono stato. Ma funziona proprio così, assessore Biasio? C'è qualcosa anche là che non funziona?
No, è così, anche nelle aziende alimentari, perché anche lì poi c'è tutto un giro particolare dove in realtà ci si potrebbe... Però è anche vero che una regolamentazione chiara probabilmente non c'è, quindi magari possiamo chiederla alla Regione, nel senso che un aiuto su questo secondo me va fatto, anche a livello territoriale, proprio mettere mano in maniera certa e sicura su cosa si può fare o cosa non si può fare. Lo dice l'assessore al sociale, perciò non è che parli, ecco perché tocca con mano. Abbiamo Luigi da Padova, poi salutiamo gli ospiti. Ciao Luigi. Buongiorno Mirella, buongiorno ai suoi ospiti. Sì, lei sostanzialmente ha ragione, però vede Mirella, il problema di questo paese è un problema che cura la forma e la sostanza va a farsi benedire. Le porto un esempio. Io ho aderito per fare il cappotto alla casa. E sono 9 mesi che ho le impalcature. Ho fatto fotografie di persone che non potevano stare su impalcature del genere. Ci sono le leggi che disciplinano determinate cose e le imprese se ne fottono delle leggi. Abbiamo la schiavitù nel paese e nessuno si accorge che c'è la schiavitù. Non solo i politici, nemmeno i magistrati si accorgono che c'è la schiavitù, nemmeno il Papa si accorge che c'è la schiavitù. Ed questo è un paese buffo per certi aspetti e secondo me non è neanche un paese, è una finzione di paese. Sul 110 si è presentato il comandante generale dell'Arma a dire guardate, quello che noi abbiamo scoperto sono 17 miliardi di truffe. Il reddito di cittadinanza, altri 6-9 miliardi di truffe, gente che non è mai stata in Italia che prendeva i soldi in Romania. Questo è il nostro paese, Mirella. Lei si lamenta di questo, ma il nostro paese ha ben più gravi problemi. Ci sono le regioni del sud che prima erano d'accordo per l'autonomia differenziata e oggi cercano le firme per non avere l'autonomia differenziata. Io che sono un cittadino che vado a vedere dentro nel MEF, vado a vedere le tabelle per vedere se è vero che le regioni del sud prendono meno soldi delle regioni del nord, non c'è una tabella che sia una tabella del MEF che le regioni del nord prendono più soldi delle regioni del sud. Addirittura Lombardia e Veneto sono sempre agli ultimi posti come soldi erogati pro capite, che sono quelli che tagliano la testa a toro. Uno poi non può raccontare balle se prende il doppio o il triplo della regione Veneto e dire che prende soldi in meno. Però vede che ci siano governatori del sud che difendono le loro posizioni, io li capisco, ma che ci siano governatori del nord che non si presentano in televisione con le tabelle o assessori regionali e compagnia bella, perché le tabelle sono quelle che tagliano la testa al toro di fronte alla realtà e nessuno poi può farsi dei film per i cavoli suoi. Invece finché nessuno fa questo, ognuno è autorizzato a farsi i film suoi come De Luca, che racconta un sacco di balle ai suoi, e i suoi, perché l'Italia oggi è divisa, oggi che c'è il centralismo è divisa l'Italia, perché tra sud e nord. E guardi che io non è che voglio male alla gente del sud, anzi mia moglie è di giù, io amo il sud, amo la gente del sud e mi fa male il cuore vedere la gente del sud che deve partire dalla loro regione per venire su a farsi curare. Quella regione paga 2 volte la sanità, quella regione paga 2 volte le immondizie perché poi le manda, avendo anche l'inceneritore lì ad Acerra, manda le immondizie in Olanda e gli olandesi ridono perché dicono guarda che furbi chi sei qua. Me paga per avere le immondizie, io porto le immondizie con la nave in Olanda, devo chiudere, mi dispiace, guarda, perché sono proprio in chiusura, Luigi. Ecco, comunque sei stato molto chiaro, ti ringrazio, ti pregherei di guardare anche le altre trasmissioni di Sveglia Veneti, perché questa mattina ho parlato di quello che è il sociale, ma io tutte le mattine parlo dei problemi che hai detto tu e anche con dati molto importanti. Perciò se c'è una trasmissione che parla proprio di tutto e di più è proprio Sveglia Veneti, proprio per far aprire gli occhi. Allora, come ci saluta Sandonà? E se vuole un piccolo commento a Luigi, perché siamo proprio in chiusura. Ma c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Luigi, perché ci trova tutti d'accordo.
è una cosa che io definisco vergognosa, quello che sta succedendo, un referendum contro l'autonomia, quindi da parte di governatori del Sud che non hanno accettato, non accettano la sfida sulla competitività, sul rendere moderne e efficienti le proprie regioni. Tutti gli stati avanzati nel mondo hanno il federalismo, l'autonomia, hanno un decentramento di poteri molto forti. L'Italia rimane lo Stato più unitario esistente al mondo. Nel 2024 abbiamo addirittura dei governatori, fra cui qualcuno, come diceva Luigi, che ha firmato anche le intese di sull'autonomia appena varata il referendum del Veneto, tipo Bonaccini, che si staglia contro, quindi non facendo neanche gli interessi non solo della propria regione per renderla efficiente, dinamica e al passo, diciamo, con le regioni moderne del nord Europa, ma neanche dei propri cittadini, che hanno sempre un gap dal punto di vista economico. Devo chiudere, Sandonà, forse quando c'era Berlusconi avevate forse partita più vinta con l'autonomia, forse era là che dovevate giocarvela tutte, adesso la vedo molto dura su quello che sta nascendo, forse con Berlusconi magari portavamo il federalismo, non siete riusciti a portarlo, ma almeno l'autonomia. Biasin, come ci saluta, perché siamo proprio in chiusura. Allora, io vi saluto con un'idea che io credo che sia ora di prendersi cura delle persone. Noi purtroppo arriviamo sempre a curare le persone con contributi, aiuti estemporanei. Prendersi cura delle persone vuol dire pensare un po' più in là, e io credo che le persone se lo meritino. Grazie veramente sia a Luciano Sandonà, consigliere Regione Veneto Lega, che a Francesco Biasin, assessore sociale del Comune di Silea. Grazie, pubblicità. Abbiamo un altro ospite gradito, abbiamo Massimo Donadon, presidente Società Canottieri Sile, dove veramente si parla di bravi ragazzi e ragazze, di brave persone che hanno voglia di migliorare la qualità della vita, che hanno capito l'importanza di fare sport. Quanto è importante lo sport nella vita, anche in quella vita un po' frenetica che tutti stiamo vivendo purtroppo, perché è così, però capire che a un certo punto devi fermarti e fare anche qualcos'altro è fondamentale, e se vuoi ci riesci. Il problema è che siamo anche molto pigri. Prego, Donadon. Lo sport, specie lo sport agonistico, comprende una parola che è fondamentale: applicazione e disciplina. Quindi sicuramente questi due termini, per tutti, ma soprattutto per dei ragazzi giovani, sono fondamentali, perché pongono le basi che gli permetteranno poi di affrontare la vita reale, che noi sappiamo non è come quella del telefonino, ma è più dura, eccetera. Una vita a cui i ragazzi delle ultime generazioni arrivano, secondo me, impreparati perché sono molto tutelati dalle famiglie, da tutti, e quindi il no è un termine forse sconosciuto. I nostri ragazzi, che sono ragazzi normali, non è che siano super uomini, sono dei ragazzi che decidono magari per curiosità di praticare uno sport, poi si appassionano, escono dalla fase amatoriale, perché vedono magari quelli più grandi che fanno le gare, che raggiungono dei risultati, degli obiettivi, e anche loro poi vogliono fare le gare, per cui noi adesso abbiamo circa una settantina di ragazzini dai 9 ai 18 anni che praticano lo sport, e credetemi, io vedo questi ragazzi nei periodi in cui ci sono le gare che vengono ad allenarsi alle 6 del mattino prima di andare a scuola, la domenica, e lo fanno volentieri. Hanno formato una bella squadra, stanno bene assieme, i più piccoli con quelli più grandi che fanno da riferimento, da obiettivo da raggiungere, ed è una grandissima soddisfazione. La Canottieri Sile ha circa 350 soci, ma
quello a cui io tengo particolarmente sono i ragazzi. Cioè, se io riesco a tirar fuori un ragazzo all'anno da Piazza Borsa o dalla Loggia dei Cavalieri, per capirci, io sono felicissimo. Vittoria. Allora andiamo a vedere proprio questo video, attività canottiere Sile. Cioè, stavamo parlando con Massimo Donadon dopo aver visto queste importanti immagini che fanno capire l'importanza dello sport, delle regole, della disciplina, degli orari, che poi se c'è il genitore che ci mette lo zampino, che difende l'indifendibile e questo ragazzo sente che tanto il mio genitore mi difende, capite bene che non andiamo da nessuna parte. Però questi ragazzi, se li prendi per mano uno a uno, anche i più terribili, guardate che sono come neve al sole che si sciolgono. Qual è il problema? Quando sono in gruppo. Il gruppo è devastante, non c'è niente da fare, non gliene frega niente della manifestazione, abbiamo le prove che si fanno anche nelle piazze, loro sono una cosa a parte, non partecipano, neanche, anche se sono là. Ecco, cos'è che secondo lei, Donadon, dovremmo fare tutti uniti, fare squadra? Beh, allora, il gruppo di per sé non è né negativo né positivo. Un gruppo di ragazzi come i nostri che fanno la canoa, il canottaggio e fanno gruppo, quello è un gruppo positivo perché i più grandi servono da riferimento ai più piccoli e trasferiscono impegno. Se invece il gruppo è un gruppo negativo, ecco che lì nasce il problema. Come dicevi te, Mirella, singolarmente sono probabilmente tutti bravi ragazzi. È che nel momento in cui fanno gruppo, in un gruppo che ha dei valori che magari possono essere valori positivi o negativi, loro seguono quel tipo di... Allora, non sono d'accordo, Donadon, su bravi ragazzi, proprio no, non sono d'accordo. Sono fragili, sì.
e questa fragilità viene tirata fuori nella maniera sbagliata, con un'aggressività proprio per la fragilità che hanno, perché poi quando li prendi a uno, là cade il pelo perché vedi chi sono, questa fragilità che diventa aggressione, aggressività, perché c'è una storia alle spalle molto spesso proprio di famiglie che non hanno saputo fare i genitori, dare regole. Proprio, mi ricordo quel ragazzo Donadon poco tempo fa che mi ha detto: Mirella, non so più chi sono, ho una confusione, ho 3 mamme, 4 papà e fradei, cioè non capisco più niente. Per dire, sì, ecco, questa che non si ritrova più come figlio, a dove vado, a chi vado, perché questi ragazzi dobbiamo anche ascoltarli fin da piccoli, è da là che nasce il problema, da piccolo che la piantina, se vuoi crescere sana, devi mandare da Donadon qua a 5-6 anni e un po' a volta Donadon ti apporta a avere una bella piantina dritta, ma se non che sei Donadon e adesso che a piantina già da piccola scomincia a storsese perché nessuno la cura, la annaffia, la cura come fa Donadon o altri, questa piantina nasce già con problemi, o sbaglio Donadon? Sono assolutamente d'accordo. Allora, la famiglia così com'è adesso non è più la famiglia di una volta. Ora i genitori lavorano entrambi, quindi vedono il figlio probabilmente solo alla sera e sono stanchi, hanno lavorato, quindi è molto più semplice dire di sì piuttosto che dire di no. Noi siamo fortunati in questo perché noi invece abbiamo la possibilità di ricevere i ragazzi e di seguirli la mattina, il pomeriggio, per ore e ore, e quindi abbiamo più tempo per cercare di tirar su delle persone in gamba, perché alla fin fine è questo il discorso. Il risultato sportivo è un paralipomeno, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è che questi ragazzi vengano ad allenarsi, imparino ad avere degli orari, a vivere in gruppo, a capire che le cose si ottengono con la fatica, e in questo noi possiamo essere di grande ausilio alle famiglie. Ecco. Molto importante. Allora guardiamo anche questa locandina che ha mandato il nostro Marco Toresan, presidente APIS, Associazione Stomizzati. Ecco, ciao Marco, grazie di essere qui questa mattina. Marco, io lo supporto in tutto e per tutto Donadon, perché è un ragazzo che ha iniziato giovane a capire che doveva rimboccarsi le maniche, ecco, convivere con questa astomia, e non è così semplice, specialmente quando sei giovane, perciò lui veramente sta cercando di dare il meglio di se stesso per aiutare anche altre persone. Allora, cosa succederà? Marco Toresan, stiamo vedendo la locandina. Prego Marco. Beh, allora il 29 giugno a Palazzo Moroni, che c'era anche presente la vice sindaca di Silea, gli assessori del comune di Padova, abbiamo presentato il primo libro della nostra associazione. Che cos'è che comporta? Sono 4 anni di un grande lavoro, di una nostra volontaria, e abbiamo raccolto un po' di storie di pazienti con stomie o pazienti con incontinenza e le storie della fragilità della famiglia in cui consiste questa malattia invalidante, una malattia dissociativa. È stato un po' difficile tirar su queste storie, però sono storie vere e storie piene di pensieri positivi, diciamo così, anche storie di la propria storia, la patologia su un libro è stato veramente difficile a scriverlo. Facciamo vedere anche il libro, Marco, ce l'hai? Sì, stavolta Marco ha il libro, eccolo qua, lo facciamo vedere perché è importante, eccolo qua le nostre storie. Senti Marco, parlavo prima con Massimo Donadon, che è anche un caro amico, del problema dei ragazzi giovani. Tu hai iniziato a capire cosa vuol dire sta male, avere problemi che avevi 18 anni, mi sembra, proprio nel momento del massimo splendore di un ragazzo. Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi, che io sono dell'idea che sono pochi esempi rispetto a quelli bravi, però purtroppo l'audience lo fanno loro, non quello bravo, ma noi dobbiamo capire. Ecco, cosa vorresti dire a questi ragazzi e qual è secondo te il problema che hanno? È vero che sono i genitori, ma sono anche loro
che non riescono a capire il valore di essere sani, di avere la vita davanti, di fare delle cose belle, dare buoni esempi. Prego Marco. Allora io credo che l'aspetto sociale, allora direi che i social e tutta la rete social, Facebook e cose a volte li portano a cambiamenti di vita, il bullismo intellettuale eccetera li porta a cambiamenti di vita, però io credo una cosa, che i giovani devono avere un interesse della società, e se vogliono anche se sono giovani, aderire alla rete volontaria del comune o del paese, della chiesa, perché gli dà un segno di vita, un segno di umanità, eccetera. Così possono anche capire come aiutare una famiglia in difficoltà, capire magari anche i familiari se hanno qualche problema di salute e riescono a coinvolgerli in certe attività sociali. Secondo me questo è molto importante. Anche la scuola deve capire le difficoltà dei ragazzi, le difficoltà della famiglia, però deve puntare sulle associazioni, sulle associazioni di volontariato, perché gli creano un bagaglio culturale, un bagaglio sociale molto importante, perché fare il volontario è bellissimo, fare il volontario in ospedale a sentire ogni giorno le storie dei pazienti che anche sono in punto di morte, è pesante per noi volontari, però ti insegna a vivere positivamente, e diciamo che io ce l'ho fatta, l'altro ce la deve fare, è un volontario, anche un ragazzo giovane deve imparare queste cose qua, perché la vita è difficile, la vita è dura in questo periodo storico, con le guerre anche in corso. Allora io penso che anche tanti ragazzi giovani siano anche un po' traumati e hanno un po' di problemi di trauma mentale o psico, perché ci sono tante cose negative al mondo ad oggi. Allora noi dobbiamo pensare alla positività e coinvolgerli anche noi associazioni. Facciamo fatica a coinvolgere i giovani anche 18-19 anni nella nostra vita sociale, perché pensano al divertimento, ma proprio a me mi tocca fare il volontario di domenica, invece io lo faccio tranquillamente 7 giorni su 7 se posso, anche se ho qualche problema a casa di salute dei genitori, però ci aiuta a vivere, ci aiuta a superare le barriere che ci sono adesso sociali, e questo qua è fondamentale secondo me per un giovane. Avere un bagaglio culturale delle associazioni è molto importante. Sentiamo come commenta Massimo Donadon le parole di Marco Torresan, questo ragazzo che sta cercando tutti i giorni, nonostante queste patologie anche gravi e importanti che ha, di aiutare anche il prossimo. Prego. Beh, sono assolutamente d'accordo che anche se nella nostra società la parola prossimo forse ha perso di significato, così come ce la insegnavano a dottrina ai miei anni. Sono delle persone che meritano un grandissimo rispetto, e purtroppo non è semplicissimo riuscire a ritagliarsi dei momenti, perché allora il Signore è bravissimo, lo fa Marco lo fa sempre, però io guardi, parlavo con mio cugino l'altro giorno che ha la mia età, e lui mi dice: guarda, io 2 ore alla settimana vado in una casa di riposo, c'è una signora che mi è stata tra virgolette affidata, la porto in giro a fare una passeggiata in restera con la carrozzina, facciamo 2 chiacchiere, gli racconto qualcosa e lei è contenta. Quindi anche una cosa sola fatta in una settimana, queste 2 ore sono importantissime. È molto difficile per un giovane, perché forse gli manca il riferimento per fare queste cose qua, forse sono concentrati, ma probabilmente come eravamo anche noi da giovani, sul futuro, sulla vita, sugli amici, e quindi non riusciamo a vedere che fuori c'è un mondo che ha bisogno di una mano. Nel nostro piccolo, noi come tutte le associazioni sportive
facciamo del volontariato, perché chiaramente non è che siamo pagati o per far questo, nei confronti dei giovani, quindi non degli anziani, di quelli che paradossalmente sembrerebbe non avessero bisogno di assistenza, ma forse sono quelli che hanno più bisogno, perché se noi riusciamo a creare degli uomini, non intendo maschio e femmine, ma delle persone, abbiamo fatto un gran lavoro. Però non è, lo dico sia a Donadon che a Torresan, che culturalmente non siamo abituati a questo, nel senso che noi abbiamo visto sempre il mondo del volontariato, io mi ricordo da piccola, fatto da persone di una certa età. Certo. Non c'è niente da fare. La scuola è arrivata tardi, molto tardi, nel senso di far entrare queste persone, queste associazioni. Però tu non puoi pretendere di riuscire a far diventare volontario con 2 lezioncine in classe 2 o 3 volte all'anno. Puoi far capire chi sei perché ci sei, però quello di intrigare, di riuscire a capire l'importanza del volontariato è quando tu lo prendi per mano e lo porti a vedere. Dopo sarà lui a decidere se vuole stare con Massimo Donaton, se vuole stare con Marco Torresan, con la Mirella, però deve toccare con mano, visto che siamo 7.500 associazioni di volontariato e siamo tutti senza giovani. Questa è la verità, perché vengono, a parte qualche rara chicca, ma sono chicche, la maggioranza non ha più volontari giovani. Vuoi la burocrazia, vuoi i costi, vuoi che il ragazzo ha bisogno di emozioni forti, è stanco della letterina in classe, non gliene può più fregare di meno. E allora nel momento che avevamo anche indirizzato questi giovani, magari nelle sagre che iniziavano a portare, no, sfruttamento minorile. Cioè, ma proprio ce l'abbiamo messa tutta per togliere anche quelli che erano poi entusiasti di fare questi lavori. Marco, anche tu cosa dici? Non sarebbe il caso di rivedere un po' anche la burocrazia, come muoverci? Loro vogliono emozioni forti, vogliono essere intrigati, vogliono essere loro i protagonisti, perché è così che vuole il giovane. Sbagliare, ma devo sbagliare io, lasciami sbagliare. Prego Marco. La burocrazia ci sta ammazzando, stanno chiudendo associazioni dalla piccola associazione alla grande associazione. Allora io chiedo anche a tutti i politici che ci staranno ascoltando che la politica deve ascoltare le problematiche delle associazioni e devono abbattere questa burocrazia che ci sta facendo impazzire, perché un volontario non può fare 7 giorni su 7 davanti al PC con sto runze di chiaramenti e fatture, lettere, convocazioni e il macello. E quello lì toglie tempo a fare volontariato. E un'altra cosa, io che frequento molte volte le piazze padovane, noi vediamo tanti giovani alle feste delle associazioni, alle attività sportive che fanno le associazioni con la festa del volontariato, che l'abbiamo fatta a Cittadella, Città di Ragazzi, Campo San Piero il 2 giugno, a Padova il 29 settembre, scusate, è la festa delle associazioni. Allora lì un giovane, un ragazzo, anche minorenne, può avvicinarsi alle associazioni e toccare con mano cosa fa, che così anche si fa un'idea di tale associazione cosa fa, cosa propone, eccetera. Quindi Marco, però Massimo Donadon, devo correre, scusate la fretta ma devo correre, ha detto una cosa importante, loro hanno fatto queste esibizioni anche importanti nelle piazze delle città, però non c'è niente da fare, loro non si avvicinano, questi ragazzi che noi vorremmo cercare di intrigare sono proprio quelli che ci sono ma è come se non esistessero, perché non gliene frega niente di quello che fai. Ecco, è vero questo, Donadon? Guarda Mirella, noi abbiamo aderito a quell'iniziativa secondo me interessante che ha fatto l'amministrazione, che era quella di portare il sabato e la domenica delle associazioni sportive nei punti, chiamiamoli così, più caldi di Treviso. E io avevo i ragazzini e noi eravamo in Piazza Borsa, gli ho detto ragazzi venite con me, parliamo di ragazzini di 10, 11, 12 anni, siamo andati nella zona del PAM, che era là dietro. Ho chiesto ai ragazzi che erano lì seduti, eccetera, se li disturbava il fatto che questi ragazzini raccogliessero le bottigliette di plastica, i bicchieri che avevano gettato per terra. Questi
Ho detto, boh, fate quello che volete. Questi qua andavano tra i piedi di questi a raccogliere le bottiglie che avevano buttato proprio quelli seduti, e li mettevano nei cestini, ma non gli interessava assolutamente niente. Torniamo al discorso del gruppo. Quel gruppo ha un indirizzo, un format e viene seguito. Ritorno a una cosa importantissima, secondo me, che hai detto Mirella, è che più che spiegare a scuola l'importanza del volontariato, in generale dell'impegno civico, ecco, è molto 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 più produttivo farglielo vedere in pratica. Noi, per esempio, adesso stiamo facendo i centri estivi, che sono dei centri estivi sportivi, cioè i ragazzi vengono lì per imparare a andare fuori in canoa, in canottaggio, alla veneta e via, e stanno la giornata con l'istruttore. Dall'anno scorso io ho chiesto all'istruttore di fare anche una giornata dedicata alla bonifica delle rive dai rifiuti. Credimi che i ragazzi, io pensavo magari che fosse un peso, nella realtà alla fine della giornata, mi dice l'istruttore che gli fa i video eccetera, sono orgogliosissimi di aver contribuito a pulire una parte della città. Andiamo a vedere il video e poi lo commentiamo. Basta rifiuti nel fiume. Sì, le ragazze, andiamo a vedere. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Non mi farà mai bene perché non so. Ma di chi è questa bottiglia? Forse ti è caduta per sbaglio. Per sbaglio? Lattine. Addirittura vasi. Il freno di una bici. Bombolette spray. Quante bottiglie di plastica, non ne posso più. A posto siamo, pure bicchieri. Che schifo, un cestino di una bici. Piatti di plastica. Addirittura bottiglie di birra. Spazzatura di ogni genere? E basta. Non ne possiamo più. Basta. Adesso stammi a sentire. Parlo io. Il Sile è il fiume di risorgimento più lungo d'Europa. Nel nostro parco ci sono diversi tipi di alberi. Olmi, querce, aceri, pioppi e quant'altro. Nel Sile sono presenti molte specie di animali. Folaghe, gallinelle d'acqua, cigni, aquile. Ma che aquile? Quello era un cormorano. Poi ci sono numerosi pesci. E questi pesci intanto si stanno mangiando la plastica. E poi noi mangiamo loro. Appunto. E poi noi mangiamo loro. Appunto. Quindi anche noi mangiamo la plastica. Anche noi. Esatto. Quella che butti tu. In questo momento gli oceani contengono milioni di tonnellate di plastica. Di tonnellate? La maggior parte sono le bottiglie. Sai quanto tempo ci impiega una bottiglia di plastica per degradarsi? 1000 anni. 1000 anni? E una sigaretta? 5 anni. È come se ad ogni minuto si gettasse un camion di rifiuti in mare. Uno al minuto. Non voglio che il Sile diventi una discarica. Comincio ad avere paura di respirare l'aria. E perché sento che sporca? Perché sento che sporca? Già, è sporca sul serio. E se mi ammalo? Di una cosa brutta? Abbiamo ancora poco tempo. Dobbiamo darci da fare. Usa una borraccia invece di 1000 bottiglie di plastica. Non sai bere direttamente dal bicchiere? Io sì. Anch'io. Ma non sei capace di buttare la spazzatura nei cestini? E poi? Riduci, ricicla, rottama, riutilizza. E trova tu altre soluzioni. Inventale. Fallo per me. 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 Pensa che bello sarebbe creare delle aree di interesse per le tartarughe. Dei punti di interesse per i cigni, per le folaghe. Per molti anni il Sile ci ha protetto dagli attacchi nemici. Adesso siamo noi che dobbiamo difenderlo. Perché l'uomo lo sta inquinando. Noi il nostro l'abbiamo fatto. Siamo dati
Cosa pensi di fare? I grandi cambiamenti si ottengono con piccoli gesti. Tanto ringrazio Massimo Donadon per questo video che ci ha mandato, che fa capire l'importanza del ragazzino, del bambino che è impegnato, che capisce l'importanza dell'ambiente. Prego Massimo. Sì, io confido che a seguito di queste esperienze i ragazzi si portino a casa un pochino di rispetto per l'ambiente, eccetera, che magari poi possono trasferire paradossalmente, perché ci siamo rovesciati ormai, trasferire ai loro genitori anche il fatto che non si butta la carta nella plastica, la plastica nella carta, eccetera. E magari a qualche amico che vedono buttare per terra una cosa, dire raccoglila, oppure, che è la cosa ancora migliore e più importante, raccoglierla loro di fronte agli occhi di quello che l'ha buttata per terra, perché è l'esempio che è importante, perché le parole servono, ma l'esempio è fondamentale. Allora sentiamo come ci saluta Marco Torresani, vediamo la locandina, veloce, vai Marco. Niente, Marco è caduto, vedo il segno, vediamo la locandina, sentiamo Donadon come ci saluta, Massimo come ci saluti, cappello vuoi fare ai genitori? Noi e tutte le associazioni sportive, tra virgolette, di mestiere, insegniamo ai ragazzi il sacrificio, a raggiungere obiettivi, a porsi degli obiettivi. Quindi piuttosto che tenere i ragazzi a casa a giocare col telefonino, mandateli in una sezione sportiva, che poi è la Canottieri Sile o un'altra, poco importa, il lavoro è sempre quello. Grazie a Massimo Donadon, Presidente Società Canottieri Sile, di essere stato con noi, veramente grazie. Grazie a Marco Torresani, Presidente API Associazione Stomizzati, rivediamo la locandina se ce la facciamo per ricordarvi questo importante impegno. Abbiamo già fatto, allora andiamo adesso con la proposta della ricetta di Mirella. Andiamo a pranzo. Alici dorate e fritte. L'alice viene pescata principalmente di notte, con sorgenti luminose e maggiormente in primavera e in estate, quando i pesci, cioè, si spingono lungo la costiera per la riproduzione, allontanandosi dalle acque più profonde, dove generalmente vivono. Ingredienti per 4 persone. Mezzo chilogrammo di alici freschissime, già diliscate. 2 uova. Un limone, farina quanto basta, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Sbattete 2 uova. Aggiungete il parmigiano, un po' di buccia grattugiata di limone, salate. Completate la sbattitura in modo da amalgamare bene il tutto. Infarinate le alici. Passatele nell'uovo. Friggetele immediatamente in olio bollente.
una macinata di pepe fresco. E buon appetito!